4 e benvenuti ad un altro appuntamento con Sveglia Trieste che come sempre vi terrà compagnia fino alle 10:15. Gli ospiti che saranno con noi: Andrea Mariucci, assessore al bilancio di Muggia ed esponente di Forza Italia, poi ci sarà Manuela Mandler del Partito Democratico. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui potete intervenire, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, vedremo alcuni dei servizi andati in onda ieri e comunque aspettiamo le vostre telefonate e le vostre mail quando avete desiderio. Subito lo sguardo al tempo. Vediamo la situazione generale. Nei prossimi giorni un vasto e robusto anticiclone continuerà a stazionare su gran parte dell'Europa, rafforzandosi ulteriormente sulle Alpi. Sul Friuli Venezia Giulia affluirà aria molto calda a tutte le quote che determinerà tempo stabile e temperature molto superiori alla norma. Vediamo allora le previsioni per oggi. Cielo sereno con qualche cumulo in montagna nel pomeriggio, quando non si esclude la possibilità di qualche rovescio verso il confine con il Veneto. Farà molto caldo specie in pianure e di giorno e anche nella notte sulla costa. Di primo mattino soffierà Borino, in seguito i venti ruoteranno a Brezza, anche se il Borino potrà persistere più a lungo sul Carso e a Trieste. Per domani cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di Brezza, farà molto caldo specie in pianura e nelle valli di giorno e anche di notte sulla costa. La tendenza per domenica parla di cielo sereno, farà molto caldo con temperature eccezionalmente alte, specie di pomeriggio in pianure e nelle valli con valori intorno ai massimi storici del periodo, venti a regime di Brezza. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla prima pagina del Piccolo che ingrandiamo, subito sotto la testata. Terremoto in Venezuela, devastate intere città, i morti sono centinaia, almeno 40.000 i dispersi. C'è stato poi ieri il ricordo degli 80 anni della Costituente e il presidente Mattarella ha ricordato come Trieste, Gorizia e Fiume, Pola e Zara, adesso non vado a rifare la storia, siano state escluse dalla nascita della Repubblica per le ragioni che sappiamo. L'AFA intasa il pronto soccorso, Trieste nel weekend temperature da bollino rosso con punte oltre i 35 gradi e notti tropicali, picco di accessi in ospedale per il caldo, 20% in più rispetto alla media, a rischio soprattutto gli anziani. Il nuovo assetto del basket, Pallacanestro Trieste ha un fondo immobiliare della Florida, il presidente è un ex giocatore di football. Federica, basta con gli slogan, la Lega cambi strategia. E adesso poi ci sono il consuntivo della BAT che continua a crescere, 241 milioni investiti, 335 le assunzioni. E per quanto riguarda la ristorazione, Metullio a Parenzo ha già conquistato una stella Michelin. Questa invece è la prima pagina del Corriere della Sera. Allora, subito sotto vedremo anche poi Sofia è una ragazza sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, non chiedo vendetta, e poi c'è questa notizia che riguarda la residenza ufficiale del re d'Inghilterra che lascia Buckingham Palace e appunto Buckingham Palace rimarrà come ufficio. Del resto Buckingham Palace non è un palazzo molto amato dalla famiglia reale. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie, per il dopo Donnarumma c'è l'ipotesi Strisciuglio, laddove invece per quel che concerne la strage di Viareggio a Moretti 5 anni di carcere. Nucleare, asse Meloni-Macron, tensione tra Italia e Iran. Trump si perde anche la Coppa, occhio perché fuori in America c'è Aldo Cazzullo e dice Donald Trump non capisce nulla di calcio e meno ancora gliene può importare, però vuole consegnare la Coppa. Allora, leggiamo il caffè di Gramellini.
Il muratore di Pieve di Camaiore che uccide a fucilate la moglie e il figlio gay, la classica foto dell'elefante nella stanza, anzi di 2 elefanti. Il primo sono le troppe armi in mano ai cittadini, un fenomeno di importazione americana prodotto da un clima culturale che esalta l'autodifesa, persino un passatempo anacronistico come la caccia, con l'unico effetto di far proliferare l'offesa. Chi ha un'arma tende a usarla, specie quando è sotto stress. Il secondo elefante è che il pregiudizio nei confronti dell'omosessualità non è affatto svanito. Il padre assassino nega sia stato il suo movente principale, ma riconosce che l'omosessualità del figlio gli procurava angoscia. Uno degli equivoci su cui i vannacci di mezzo mondo stanno costruendo le loro fortune elettorali è far credere che i gay rappresentino una lobby di ricchi privilegiati, una minoranza chiassosa, arrogante, smaniosa di imporre il proprio stile di vita agli altri. Ma appena si esce dalle ZTL delle grandi città ci si accorge che essere omosessuali è ancora uno stigma sociale che espone a discriminazioni continue. Vista da Piazza del Duomo, la difesa di certi diritti che consideriamo acquisiti può sembrare un futile esercizio di stile, ma vista da quella stradina di Pieve di Camaiore e di tanti altri luoghi dove l'omosessualità è percepita come una malattia da curare, appare per quella che veramente è, il tentativo di sanare un'ingiustizia che a volte si trasforma in un dramma. Allora, andiamo alle pagine interne del Piccolo per cominciare la nostra lettura, dedicato appunto alla pagina 2 e 3 al terremoto in Venezuela, il paese è in ginocchio, centinaia di vittime, migliaia di dispersi. Nel ground zero della catastrofe solo calcinacci e polvere, e qui ci sono anche poi altre vicende raccontate che appunto raccontano di quanto accaduto. Siamo subito alla pagina di esteri, più saldo l'asse Macron-Meloni, siamo partner indispensabili, e poi nuovo affondo di Teheran, Italia complice degli Stati Uniti. Vediamo adesso di andare al Corriere della Sera, dove immagino che appunto tutto sia trattato con più pagine, insomma comunque allora Venezuela, le scosse e i crolli, Venezuela nell'incubo, i dispersi sono 40.000, in 39 secondi si è verificato un doppio sisma, 2 placche si sono toccate. La prima scossa è stata di magnitudo 7,2, la seconda di magnitudo 7,5 e questa è la zona dell'epicentro. Andando ancora avanti, qui ci sono i racconti, tutto il palazzo ci cadeva addosso, 2 minuti di terrore vivi per miracolo, devastate la capitale Caracas e la zona costiera a nord del paese, quasi 200 le vittime confermate, c'è un italiano, si teme una catastrofe sanitaria, emergenza sanitaria con tantissimi feriti, lasciati per strada in attesa dei soccorsi, i primi aiuti da Cuba, dall'Italia la protezione civile e anche Trump promette supporto. Ancora le chat e la corsa agli ospedali, la solidarietà tra gli italiani, nella zona siamo in 10.000, l'ambasciatore De Vito, c'è chi ospita in casa e chi cerca i dispersi. Lo spavento e le telefonate, i miei familiari stanno bene, sono di fronte alle macerie, sotto ci sono le persone, sono altre testimonianze. Crisi e nucleare sembra proprio, come dire, una scaletta che ci aiuta molto in questo caso fra Piccolo e Corriere della Sera. Crisi nucleare, l'asse Italia-Francia, Meloni critica Rutte, serve prudenza, il vertice ad Antibes, Meloni sottolinea relazioni serie e non glaciali, lui siamo partner indispensabili. Petroliera russa sequestrata da Parigi al largo della Sicilia, questa è appunto un'altra notizia. Il ministro Lescure, possono esserci alti e bassi tra esecutivi, ma siamo allineati sui grandi temi economici e finanziari. Quei timori nel governo per il caso NATO che può innescare reazioni pericolose. Allora, con il vertice Italia-Francia organizzato ad Antibes si è riavviata una tradizione di incontri tra capi di Stato francese e capi di governo italiano che dura dal 1982.
Nel novembre 2021 è stato firmato da Emmanuel Macron e Mario Draghi il Trattato del Quirinale, accordo di cooperazione bilaterale rafforzata, entrato in vigore il 1 febbraio 2023. Lo scopo di questo trattato è quello di favorire una convergenza nelle politiche estere, di difesa, sicurezza, giustizia, cultura e transizione ecologica. Con il vertice di Antibes, Francia e Italia hanno inteso sbloccare il Trattato del Quirinale dopo una fase di rinvii e tensioni sull'asse Roma-Parigi. E poi ancora, penso che adesso avremo, eccolo qua, Teheran attacca Roma, complice dei raid Tajani agli iraniani, nessuna azione bellica, l'ira di Crosetto, da Rutte frasi a caso, qui bisogna stare attenti, e inopportune. A Danzica l'Unione Europea sblocca i primi miliardi per i droni di Kiev e vediamo ancora cosa c'è di, eccolo, qua siamo invece i voli USA, le basi e le regole, l'Italia ha dato l'ok per le attività logistiche, seguendo i 3 trattati sull'uso delle strutture NATO, supporto anche da Germania, Francia, Regno Unito, c'è stato il no della Spagna. Allora, io direi che già che abbiamo toccato, seppure di sguincio, come si usa dire, questioni che hanno a che fare anche con la politica europea, e ieri c'è stato, per quanto riguarda l'iniziativa centroeuropea, la riaffermazione del proprio convinto sostegno all'Ucraina partecipando alla Ukraine Recovery Conference 2026 a Danzica, che è il principale appuntamento internazionale dedicato alla ricostruzione del paese organizzato dai governi di Ucraina e Polonia. Nel corso della sessione plenaria il segretario generale dell'INCE, Franco Dal Mas, ha ribadito come la ricostruzione dell'Ucraina rappresenti una sfida che riguarda l'intera Europa e richiede un impegno condiviso da parte delle istituzioni internazionali, delle autorità nazionali e locali e del settore privato. Vediamo allora quello che ha dichiarato Dal Mas. È assolutamente evidente che l'Unione Europea prende atto che senza l'Ucraina non c'è difesa dell'Europa e dalla difesa dell'Ucraina si costruisce e si difende l'Europa. Ecco perché l'apertura dei negoziati verso l'Ucraina, così da Moldova, insieme all'ingresso dei Balcani occidentali costituiscono dei pilastri attraverso i quali si ricostruisce l'Unione Europea, o meglio, si riunifica l'Europa. In un momento di instabilità generale del mondo, il continente europeo ritrova la sua identità. Questo è il messaggio. Dunque, andiamo avanti con la lettura del Corriere della Sera, siamo sempre sulla politica internazionale. Iran, il Pentagono chiede 80 miliardi, i giudici con Trump sui migranti dalla Corte Suprema, il via libera all'annullamento di migliaia di visti per siriani e haitiani. Assist in tribunale alla Bayer, stop alle cause per il glifosato. Tra Roma e Washington segnali forti ma non strappi, l'adesione alla Pax Silica arriverà a breve. Tajani e Rubio si sono sentiti, nelle prossime settimane ci sarà un incontro per siglare il documento. Torniamo al piccolo. Mattarella ricorda Trieste esclusa dalla Costituente. In occasione degli 80 anni appunto dell'Assemblea cita anche Gorizia e l'Istria. Poi fine corsa in Ferrovie dello Stato, per Donnarumma aggiorni l'uscita e poi la politica interna per quanto riguarda la Lega. Federica basta slogan, cancellato il summit di Mogliano, partito da strutturare. Federica ne ha parlato ieri con i giornalisti a margine della presentazione del nuovo collegamento tra l'aeroporto di Ronchi e Linate. Federica ha parlato anche di Cursko e anche, seppure in maniera molto più rapida, di Aviano. Vediamo allora il servizio. I cittadini devono avere però anche la responsabilità di non credere e di non farsi affascinare da quello che è piacevole farsi sentir dire.
Raccontando ai giornalisti il momento tutto particolare che sta vivendo la Lega in questi giorni, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha implicitamente accennato a Futuro Nazionale e al generale Bannacci solo di sfuggita. Sulla fabbrica della nuova Lega Fedriga così ragiona. Noi dobbiamo non soltanto parlare di temi che interessano alla gente, ma anche l'approccio ci deve differenziare dalle altre forze politiche, l'ho detto più volte, mettendo in discussione quello che hanno fatto tutti, dal centrodestra al centrosinistra, nessuno escluso. Fedriga, fra l'altro, indicando la strada da percorrere, torna a quella necessaria sincerità che aveva caratterizzato la sua più recente campagna elettorale. Sono stufo di sentire i soliti slogan che dopo si traducono in una delusione post-elettorale. Penso che dobbiamo ricominciare a raccontare le difficoltà come abbiamo fatto ad esempio nella campagna del 2023. Io ho fatto una campagna nella quale ho detto chiaramente prima del voto, non dopo: se volete votare qualcuno che risolve i problemi della sanità in un giorno, non votatemi. La chiusura del cerchio è un ragionamento che lo coinvolge anche da amministratore pubblico. Conosco la complessità, bisogna fare passo dopo passo, sapendo che sono magari 3 passi avanti, uno indietro, altri 3 avanti, perché è difficile. Esattamente come in ogni lavoro, figuriamoci nella pubblica amministrazione così complessa, dove risultati fantasmagorici in un giorno non si ottengono. C'è stato nella chiacchierata con i giornalisti tutto sommato poco spazio per altro, soltanto un accenno ad esempio alla questione dei voli partiti da Aviano durante il conflitto Stati Uniti-Iran. Quelli logistici che sono partiti, sono voli di carattere logistico che come previsto dai trattati con gli Stati Uniti. Leggermente più articolato il ragionamento sull'eventuale partecipazione della regione al raddoppio della centrale nucleare slovena di Krško, che sottolinea Fedriga dovrebbe sottostare ad un ragionamento basico. Capire quali sono le possibilità per agevolare il sistema produttivo di famiglie del Friuli Venezia Giulia sul costo dell'energia è da fare. Piccola digressione con una nota: stamani Fedriga è intervenuto sulla questione Pedocin, agli onori della cronaca dopo la lite di sabato scorso, difendendo e ribadendo l'unicità dell'istituzione triestina. Allora, siamo pronti per il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Ci aspetta l'assistente scelto Marco Cernecca, che saluto e ringrazio per essere collegato con noi. Intanto, assistente Cernecca, com'è andata la nottata? Tutto tranquillo, speriamo? Sì, buongiorno dottor Bosazzi, a lei e a tutti i telespettatori. La nottata è passata tranquilla per le nostre pattuglie, abbiamo effettuato interventi fortunatamente inerenti solo a passi carrai, qualche sosta, così, nessun incidente registrato. E invece adesso da poco tempo, proprio in mattinata, abbiamo avuto notizia di un sinistro con coinvolta un'autovettura e un motociclo in via San Francesco, intersezione Palestrina. Sul posto è chiaramente intervenuta una nostra pattuglia e quindi al momento sta eseguendo i rilievi di rito. E per quanto concerne la situazione del traffico, da quanto possiamo vedere è scorrevole su tutte le arterie cittadine e non abbiamo altre segnalazioni di intralci particolari. Ricorderei che questa mattina dalle ore 9 daremo assistenza viabilistica per la predisposizione della nuova rotatoria tra le vie Doda, Svevo e Altiforni, connessa chiaramente ai lavori di chiusura della via Dalviano. E altre cosa, ricordo che oggi è l'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, per cui ci sarà una manifestazione presso la caserma di via Fiamme Gialle. Anche lì una nostra pattuglia graviterà nella zona e sarà presente per assistenza viabilistica nel caso necessitasse per l'arrivo di autorità e quant'altro. Inoltre ricordo che le rive sono chiuse in quanto è previsto l'arrivo della nave da crociera presso la stazione marittima. Ancora una nota: da ieri via dei Moreri all'altezza del civico 114 risulta chiusa per lavori sulla rete acqua. Dovrebbe essere, da quanto ci è stato riferito comunque da Cegas, di un tratto laterale, quindi a fondo cieco. E in merito alle varie ordinanze temporanee, famose ordinanze lavori che si svolgono nelle giornate, quelle con i cartelli provvisori, ricordo solo alcune: una in via Ponziana 23 che riguarda delle potature,
E vista la zona via de Miramare, salita a Cedassamare per lavori di ripristino segnaletica orizzontale, e ancora dei divieti di sosta, di fermata che riguarda la zona di via Gelsomini e via Ginestra e tutta la lunghezza della strada. Mi porto verso la conclusione, sì. Ricordo ancora che per la presenza della manifestazione Trisca e del Ferdinandeo sono stati posizionati dei divieti di sosta e fermata in zona e si chiede di rispettarli per evitare intralci o situazioni di disagi viabilistici, prevalentemente appunto sera e notte. Per ultimo ricordo che è ancora chiusa la Galleria Carso direzione Trieste. Altro non avrei da aggiungere, per cui le ripasserei la linea augurando una buona giornata a lei e a tutti i telespettatori. Grazie agente Cernecca, buona giornata e buon lavoro anche a lei. Ci risentiamo per le comunicazioni consuete durante il telegiornale delle 13:20, ove non fosse necessario che voi comunichiate qualche cosa, nel qual caso siamo a disposizione, ma speriamo di no, perché vorrebbe dire che c'è qualcosa che non va. Grazie ancora e buona giornata. Grazie altrettanto. Allora c'è una notizia che ci invia il nostro amico Giorgio Marchesic. Domani dalle 9 alle 13 la Federazione del Territorio Libero di Trieste, confederata con il Patto per il Nord, allestirà in Piazza della Borsa un gazebo per la raccolta di firme per un referendum regionale per la costituzione di 2 province, Trieste e Friuli, sul modello di Trento e Bolzano. Questo domani dalle 9 alle 13 in Piazza della Borsa. Avete sentito che ci sono in giro dei lavori che riguardano anche l'acqua, tubature eccetera. Ciò mi dà l'aggancio per farvi rivedere il servizio sul doppio protocollo d'intesa che è stato siglato dal Comune con Acegas, APS Amga ed Est Energy per venire incontro alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette. Così ieri ha sintetizzato il tutto l'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli. Parliamo sempre nello spirito di insieme di 2 protocolli che abbiamo firmato questa mattina con Acegas, APS Amga e con Est Energy. Qual è l'obiettivo di questi protocolli? È quello di venire incontro alle famiglie, alle cittadine e ai cittadini che non riescono a pagare le bollette perché sono sempre più care. Questo è il tema. Lo spirito è quello di venire incontro a queste persone, di capire situazione per situazione quella che è l'entità, la difficoltà, il debito ovviamente, e poi da parte del Comune saldare diciamo il 50% di questo debito, il restante 50% dilazionarlo e quindi rateizzarlo. Questo è molto importante farlo con grande tempestività, perché ovviamente gli importi sono ancora contenuti e fa sì che questi importi non crescano fino a diventare di problemi irrisolvibili. Quindi veramente una cosa utile per le persone perché le bollette sono sempre più care. Noi contiamo di aiutare alcune centinaia di famiglie nel superare questi momenti di difficoltà e in totale diciamo che come assessorato abbiamo oltre 1300 famiglie in totale, oltre a questo protocollo ovviamente, che aiuteremo nel pagare le bollette. Allora, vediamo la pagina di Istria, Quarnero e Dalmazia del Piccolo. Al via il nuovo collegamento tra Porto-Re, Veglia e Pago, inaugurata l'inedita linea marittima che sarà in funzione fino al 30 di agosto. Poi c'è una notizia come dire, importante, storica addirittura per quanto riguarda la comunità nazionale italiana in Croazia, perché Marin Corva è diventato ufficialmente il rappresentante della comunità al Parlamento croato. Ha pronunciato la formula del giuramento in italiano e in croato, prendendo così il posto di Furio Radin, che ha lasciato il suo seggio dopo quasi 34 anni di presenza ininterrotta. Per Corva, 45 anni, eletto recentemente anche presidente dell'Unione Italiana, si aprono le sfide dalla scuola all'informazione radio-televisiva.
scesa alle minimi storici, passando per il rafforzamento dei rapporti tra Croazia, Italia e Slovenia. E qui c'è la notizia che era anche in prima pagina: stella Michelin a Parenzo per gli chef Metuglio e Depra, il riconoscimento per Harris Piccolo Porez dopo solo 3 mesi dall'apertura nel Pical, forse la pizza, chiedo scusa, resort di Valamar. Quindi questo è un'ottima notizia per lo chef triestino, che insomma, ogni locale che trova, ogni locale che tocca si becca una stella Michelin, quindi tanti complimenti. Torniamo al Corriere della Sera, perché eravamo rimasti, lasciato indietro ancora la pagina di politica estera. L'America è tornata, la festa di Trump diventa un comizio, show tra caccia e Ave Maria, ma nei sondaggi va a picco. Un sondaggio del Pew Research Center ha evidenziato che nel mondo solo 2 persone su 10 pensa che Trump sia affidabile. Negli Stati Uniti invece solo il 34% degli elettori approva il suo operato. C'è però anche, e Viviana Mazza lo sottolinea, anche questo, cioè disertando l'evento, i democratici lasciano ai trumpiani il monopolio della narrazione politica. Questi sono i festeggiamenti per i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, che io adesso insomma ho un'età ahimè, per ricordare quando si celebrarono i 200 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, e fu un evento molto sentito anche nel nostro paese, per tutta una serie di ragioni che anche in questo caso non sto a ricordare. Però il fatto che questo anniversario stia passando, diciamo così, al di fuori degli Stati Uniti, un po' in sordina, molto la dice su parecchie cose, insomma. Andiamo avanti sempre con il Corriere della Sera. Eccolo qua: ribaltone ferrovie, via Donnarumma, adesso fase 2, il vertice con Salvini, al suo posto sale l'amministratore delegato di Trenitalia Strisciuglio. Allora, sarà un'estate difficile a causa dei lavori da ultimare. Tra luglio e agosto ci sarà lo stop delle linee a alta velocità sulla Milano-Bologna, la Milano-Genova e la Firenze-Roma per intere settimane. Allora, io direi, già che ci siamo, ed è collegato anche a questo, e l'assessore Amirante ne parla, ieri, vi dicevo prima, è stato presentato il nuovo collegamento fra Trieste e Linate. È un collegamento del quale si sentiva insomma la mancanza, e si è parlato anche di questa situazione che riguarda appunto i treni. Subito dopo il servizio andremo in pubblicità e poi ritorneremo. Sono 2 i voli che dal lunedì al venerdì, a partire dal 1 di luglio, garantiranno di nuovo il collegamento fra Trieste Airport e Milano Linate. In un momento in particolare in cui il tema delle ferrovie è soggetto spesso e volentieri a interruzioni, sospensioni dovute ai necessari lavori di efficientamento, miglioramento e implementazione delle linee ferroviarie su tutto il tessuto nazionale, è chiaro che in questo caso la continuità territoriale diventa ancora più strategica. Da Trieste i voli partiranno alle 7:30, arrivo a Milano alle 8:30 e alle 18 arrivo a Milano alle 19. Da Milano faranno ritorno alle 9:35, arrivo a Trieste alle 10:35 e alle 20:10 arrivo a Trieste alle 21:10. È un collegamento fondamentale, strategico per la nostra regione, che finalmente riusciamo a ripristinare a partire dal 1 luglio. È stato possibile ripristinare questo collegamento in così breve tempo, dopo che Alitalia ha interrotto il servizio, soprattutto grazie alla costanza, alla perseveranza dell'assessorato dei trasporti e del presidente Federica. Sì, la continuità territoriale è stata dimostrata in questi anni, non solo nella regione Friuli Venezia Giulia, è fondamentale per le regioni più distanti, insomma, dai centri nevralgici come Milano e Roma, una garanzia per fare in modo che i nostri cittadini, le imprese, insomma, tutti quelli che sono
sono le connessioni di natura economica e di lavoro, possano garantire di poter andare in giornata, appunto di recarsi in giornata in uno di questi luoghi. A garantire il collegamento al momento fino al 31 gennaio, ma vi sarà anche una gara strutturale per 3 anni, è la compagnia Aero Italia, che già opera da Ronchi a Salerno e che ha in programma altri 2 collegamenti su Trieste. Basando qui un aereo abbiamo deciso anche di aprire qualche rotta nuova, inizieremo subito da agosto con Alghero e Olbia, Olbia 3 volte alla settimana e Alghero 2 volte alla settimana. Il collegamento sarà operato da un ATR 72 con una disponibilità di 68 posti. Allora, rientriamo in studio, c'è ancora, non mi ero accorto, un'altra pagina del Corriere della Sera dedicata all'avvicendamento ai vertici delle ferrovie, la passeggiata dell'addio, la mossa del leader della Lega per ricompattare il partito, i salviniani e le lite interne a Salvini. Chiedevano appunto la resa di Stefano Donnarumma. I rapporti hanno iniziato a deteriorarsi dal maggio scorso. Possiamo andare avanti. Viareggio, qui invece confermate le condanne, l'ex AD delle ferrovie Moretti va in carcere, 5 anni, i familiari delle vittime nemmeno avvisati dell'udienza. L'incidente ferroviario cui si fa riferimento accadde il 29 giugno del 2009 e fu provocato da un'esplosione di gas dopo lo scontro tra treni cisterna. Provocò la morte di 32 persone, il ferimento di un altro centinaio tra chi era in stazione e chi abitava nelle case circostanti. Il 16 dicembre 2010 la Procura di Lucca ha iscritto nel registro degli indagati 38 persone, tra le quali Mauro Moretti, AD di Ferrovie dello Stato. Il 18 luglio del 13 Moretti, assieme ad altri 32, è stato rinviato a giudizio. Il 31 gennaio 2017 il Tribunale di Lucca aveva condannato in primo grado Moretti a 7 anni di carcere per disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo, plurimo, lesioni personali. La sentenza è stata confermata in appello il 20 giugno 2019. Moretti ha rinunciato alla prescrizione scattata nel 2018 per i delitti di incendio colposo e lesioni personali colpose. Nel 2020 quindi, ricorso in Cassazione contro la condanna, la Procura Generale ha chiesto la conferma della pena. Sono pronto alla cella, entro con la schiena dritta, ma per tutti i manager è un precedente pericoloso. L'esperienza nei penitenziari come special advisor del CNEL a titolo gratuito mi rendo utile, se restassi con le mani in mano impazzirei. Insomma, siamo nel 2026 e la cosa è capitata nel maggio del 2009, quindi insomma, 17 anni fa. Allora, concordia e unità, la Repubblica è di tutti, Mattarella celebra l'Assemblea Costituente, la cerimonia per gli 80 anni, il fascismo rischiò di dividere l'Italia, e qui ci sono anche delle immagini, vedete Casini, Fini, la Schlein, poi Renzi e Bertinotti, verrebbe da dire tutti insieme appassionatamente. Allora, andiamo avanti. E qui siamo, sempre per quanto riguarda la politica interna, le consultazioni di Schlein che chiede consigli a Prodi e Draghi, ha appena rivisto l'ex presidente della BCE, lo sfogo sulla diffidenza tra chi ci guarda da fuori. Lancette sull'11 aprile, tutte le incognite sulla tentazione del voto anticipato. La regola non scritta, fatta la legge elettorale, si va alle urne, quindi insomma si fa sempre più, come dire, probabile un'interruzione anticipata della legislatura. Ne accennava anche il senatore Gasparri la scorsa settimana, quando era a Trieste.
Qui allora le legislature interrotte, i casi di scioglimento delle Camere e i capi di Stato ancora allora in carica. Attenzione, qui si parla proprio di andare ad elezioni, non a cambi di governo. 2 per Giovanni Leone, 2 per Pertini, 1 per Cossiga, 2 per Scalfaro, 1 per Napolitano e 1 per Mattarella. Andiamo, dovremmo esserci fuori. Eccolo qua. Allora, l'addio a Buckingham Palace, Re Carlo resterà a St. James Palace e la dimora diventerà anche un museo accessibile al pubblico. In parte è già aperto al pubblico Buckingham Palace, non tutto l'anno. Alla famiglia reale un assegno da 138 milioni di sterline quest'anno andrà a scendere sotto i 100. La monarchia ha vissuto a Buckingham Palace dal 1837, quando salì sul trono la regina Vittoria, e questa mossa si inserisce nel quadro delle iniziative per la trasparenza della corona. Ripeto, non è un palazzo che sia piaciuto molto alla famiglia reale. Adesso c'è stato un riconteggio, cambiamo argomento, c'è stato un riconteggio dopo le elezioni in Perù, vince Keiko Fujimori e quindi viene confermata il primo scrutinio. Francia, un bimbo tra le vittime dell'AFA, in Italia allertati i pronto soccorso. Torniamo al piccolo, andiamo alla pagina di cronaca di Trieste, cessa il pronto soccorso, impennata di casi per il caldo. Siamo dunque arrivati alle pagine del piccolo che riguardano Trieste. Noi invece adesso parliamo di Barcola, dai, per certi aspetti, perché abbiamo 2 servizi da farvi vedere. Il primo riguarda la cittadella dello sport, che potrebbe essere inaugurata già il 31 luglio. Ricordiamo che gli interventi per il realizzo dei campi sportivi sono finanziati attraverso il PNRR. Bandita la gara d'appalto per la cittadella dello sport di Barcola, iniziativa dedicata a società senza fini di lucro come le ASD e le SSD, cioè associazioni sportive, fra cui molte si erano già interessate alla gestione, che hanno ora la possibilità di prendere in gestione il complesso sportivo dal 1 agosto di quest'anno sino al 31 luglio del 2035. Il Comune di Trieste, che peraltro si è già preso in carico il servizio di guardiania per il primo anno, consentirà al futuro concessionario di gestire con prezzi a pagamento che verranno concordati i campi da tennis e beach volley, mentre rimarranno gratuite e libere le aree dello skate park e del playground di basket. L'obiettivo è quello di dare vita a una gestione sana dell'importante opera, realizzata in ossequio ai tempi previsti dal PNRR, con fondi dedicati alla rigenerazione urbana pari a 4.700.000 euro. Elemento innovativo e interessante sarà il progetto che lo stesso futuro concessionario dovrà indicare nel bando per l'area dove erano previsti i campi da padel, poi mai realizzati dalla società privata che se n'era preso carico, che diventa una sorta di tela bianca da progettare. Dunque, chi si aggiudicherà l'area potrà decidere di realizzare a sua volta uno o più campi da padel e gestirli o fare proposte alternative. A mordere il freno per l'inaugurazione e in primis il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. È stata presentata la gara, entro luglio si apre. Ok? Al momento l'inaugurazione è prevista per il 31 luglio, ma potrebbe slittare ai primi di agosto. Va precisato, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi, che i lavori realizzati, nello specifico i campi, le infrastrutture, l'illuminazione e i servizi di base, sono solo un primo tassello, ciò che poteva essere realizzato con i fondi del PNRR. Il comune, aggiunto, sta cercando ulteriori risorse per riqualificare tutta la zona. Rimaniamo a Barcola perché è stata completata con l'attivazione del cancello di sicurezza la Bow Beach, viene da leggere la Bow Beach di Barcola, dedicata ai cani e ai loro padroni.
Tuffi a quattro zampe a Barcola in libertà e sicurezza. Completata la Bow Beach, l'arenile dedicato ai cani e ai loro padroni, pensato per primo da Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia nel 2019 e poi portato a termine dopo il periodo del Covid. Beh, una grande soddisfazione, l'ho pensata, disegnata artigianalmente, poi sono stati giustamente architetti ed ingegneri a portare avanti. Ho messo i soldi del demanio inizialmente, questo progetto parte nel 2020 in pieno Covid, oggi lo inauguriamo, credo che sia una risposta di civiltà che Trieste, come tutte le città costiere e turistiche, devono dare ai proprietari di cani. Noi ne abbiamo più di 20.000 a Trieste, ma sono tanti i turisti che arrivano con l'amico a quattro zampe. La spiaggetta attigua all'ex bagno Cedas è stata aperta sperimentalmente l'anno scorso dopo il rifacimento del muraglione retrostante danneggiato dalle mareggiate. Poi, con un intervento di completamento per complessivi 336.000 euro di spesa, è stata conclusa nelle sue dotazioni, dalla realizzazione di una rampa gradonata e cancelletto di sicurezza alla sommità, sino alla posa dei ciottoli in ghiaia di fiume. A protezione del manufatto, i due moli a scogliera utili a ripararla dai frangiflutti. Ha avuto due step, un'apertura provvisoria lo scorso anno per permettere durante i lavori di realizzazione di quest'area che proprio non esisteva, qui avevamo proprio la scogliera e direttamente il mare, di accedere al mare, e ora l'area definitiva. È stata montata ovviamente la recinzione in acciaio, verrà montato alla fine di questa conferenza stampa il cancelletto di chiusura per quanto riguarda l'accesso e l'uscita alla scalinata che poi ti porta alla spiaggetta, in modo tale di avere la sicurezza dei nostri amici quattro zampe, che quindi non scappino sul lungomare. Abbiamo un doccino per lavarli a fine bagno e un accesso in una spiaggetta che abbiamo realizzato in sicurezza, con anche una barriera frangiflutti realizzata apposta, invitando quindi che eventuali maree alte possano distruggere tutto. Inevitabile la chiusa finale del sindaco, anch'egli possessore di un cane da caccia. Si fanno le cose, si cercano di fare con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, però guardate, è uno spettacolo. Allora, andiamo avanti con la lettura del Corriere della Sera. Ecco qua, siamo alla pagina di cronaca. L'uomo che ha ucciso moglie e figlio, ero in ansia perché Mirko era gay. La versione dell'omicida ai PM, si drogava, pretendeva soldi, lei era una nevrotica. Il ragazzino che pesava 150 kg, rifiutato perché omosessuale, sognava di diventare un cantante. I suoi brani pubblicati su YouTube, Noemi, che desumo si intenda Noemi sarà la cantante credo, scrive: volevi essere libero. Allora, qui c'è anche c'è un post molto particolare, dice: quando hai un cugino gay e sei costretto a vederlo di nascosto perché i parenti non vogliano, vabbè, insomma, ci dice parecchio della nostra società. La ragazza è vittima, una delle vittime, insomma, della tragedia di Crans-Montana, mostra le ustioni. Faccio l'animatrice in oratorio, queste ustioni, dice, raccontano il dolore dei ragazzi di Crans. Per quanto riguarda invece il delitto dell'interprete, confessa un 19enne, cercavo solo i soldi, non volevo che morisse. L'incontro era stato organizzato su un sito, il fermo del ragazzo che era pronto a fuggire. Qui c'è un ricordo di Roberto Calasso da parte della compagna Caterina Frolik, e poi siamo alle pagine di commenti che ci introducono a quelle di cultura. Andiamo allora avanti con il Piccolo, che appunto parla sia della cittadella dello sport sia della doccia nella spiaggia per cani, insomma i servizi che vi abbiamo fatto vedere.
C'è poi una notizia che sottolinea la collega Nicole Brusaferro, ovvero il pensionamento della attuale vicepreside del Galilei, la professoressa Maria Luisa Veneziano, che è persona di grande simpatia, di grande correttezza e davvero anche per quanto riguarda noi giornalisti è stata sempre molto disponibile, quindi è giusto che vada a godersi la pensione, però insomma mancherà sicuramente anche agli studenti, ma un po' mancherà anche a noi, perché sapevamo che con lei avevamo, adesso non voglio dire un'alleata, ma insomma una persona che veramente ci ha consentito di fare al meglio il nostro lavoro. Io ricordo un anno fa, quando siamo andati a documentare l'ultimo giorno di scuola del Galilei, abbiamo visto anche tutto quello che quella scuola aveva fatto in quel giorno per rendere la giornata dell'ultimo giorno di scuola qualche cosa di importante e di significativo. Allora, andiamo ancora avanti con il piccolo. Però io direi che adesso intanto vi facciamo vedere il servizio sullo spacciatore di 15 anni che è stato scoperto dagli agenti della polizia locale supportati dal cane Conan. Intanto vediamo questo. È stato il fiuto del cane Conan a permettere di mettere le mani sullo spacciatore delle scuole triestine, un ragazzo che a soli 15 anni d'età gestiva una rete di spaccio consolidata, fornendo le sostanze più disparate a una vera e propria lista di clienti abituali. L'operazione della polizia locale, anticipata dal quotidiano Il Piccolo, è scattata in via Monte San Gabriele, su un muretto a poca distanza dagli istituti Volta e Max Fabiani. Il giovane, in compagnia di alcuni ragazzi, aveva nello zaino diversi tipi di sostanze e la considerevole somma in contanti di 3.500 euro provento dell'attività di spaccio. Un giro che, stando alle indagini, alimentava proprio recandosi all'uscita delle scuole di Trieste. Il pusher, che in un primo momento aveva cercato di nascondere una dose di hashish agli agenti del nucleo interventi speciali presente sul posto, ha poi dovuto cedere alla perquisizione. Nello zaino sono state trovate buste di MDMA e pasticche di LSD, oltre ai contanti. Dunque è scattata la perquisizione domiciliare, dove la locale ha scoperto, oltre ai bilancini per la preparazione delle dosi e altra droga, anche la lista completa dei clienti con i dati dei pagamenti e delle sostanze fornite. Lo spacciatore, con precedenti per droga alle spalle e un'assegnazione del tribunale al SERT da parte del giudice per i minori, è stato denunciato e dovrà tornare a vedersela con la giustizia. Sport. Trieste e Roma 2 Brescia saranno escluse dalla prossima Basket Champions League a favore di Reggio Emilia e Varese, con i primi due che si guadagnano un altro anno in una Coppa Europea, e Varese che può nobilitare un progetto molto importante che prevederà anche grandi investimenti. La decisione è stata presa dalla FIBA perché non hanno convinto le argomentazioni della società triestina. L'esclusione di Trieste è dovuta a una questione di solidità e trasparenza societaria. E proprio di questo parliamo facendo il punto sulla nuova società, sulla nuova proprietà americana che ha rilevato la pallacanestro Trieste da Paul Matjassic. Risponde al nome di Newport Holdings LLC, il gruppo americano che ha acquisito le quote di maggioranza di Cotonia Sports Group, cioè il 99% di Pallacanestro Trieste. Il restante, come noto, resta in mano al consorzio Trieste Basket. Stando a quanto reperito attraverso le informazioni in rete, negli Stati Uniti Newport Holdings opera come fornitore di soluzioni di capitale, offrendo prestiti a breve termine garantiti da attività immobiliari a investitori che acquistano immobili per rivenderli rapidamente
direttamente e a proprietari di immobili destinati alla locazione. Come già anticipato ieri da Tele4 nel nostro TG, il consiglio di amministrazione di Cotonia Sports Group ha deciso di indicare Connor Barwin, attuale socio di minoranza e componente del CDA, come prossimo presidente di Pallacanestro Trieste. L'imminente nomina di Barwin, ex giocatore di football dell'NFL, rappresenta un segnale forte e una chiara scelta strategica, essendo una figura già presente all'interno della compagine societaria fin dall'arrivo di Cotonia a Trieste nel 2023. Il suo incarico garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso. Vanta già una profonda conoscenza dell'ecosistema cestistico italiano, scrive in una nota la società, e più nello specifico delle dinamiche e dei valori del nostro club. Il general manager Michael Arcieri continua a guidare le operazioni quotidiane dell'organizzazione, sia per quanto riguarda l'area sportiva che quelle del business operation. Resta da capire ora quale sarà il budget affidato allo stesso GM di New York per allestire la squadra. Intanto questa mattina sulla questione Pallacanestro Trieste è intervenuto anche il governatore Massimiliano Fedriga. Più tranquilli sicuramente, noi abbiamo lavorato, come penso molti di voi sapete, sotto traccia, perché penso che le cose si dicano quando lo si ottengono, non con annunci precedenti che penso siano dannosi. Oggi abbiamo risultato sicuramente una stabilità della situazione, adesso dovremo confrontarci con la nuova proprietà, capire quali sono le prospettive e rispetto a quello faremo anche le valutazioni come Regione. Noi come sempre vogliamo supportare lo sport, oltretutto delle massime serie che il Friuli Venezia Giulia può esprimere. Andiamo adesso a Gorizia, dove è stata inaugurata la mostra Intrecci, disegni e di fili. Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano. La mostra è a cura dell'ERPAC. Nasce dal dialogo fra tradizione e ricerca la mostra Intrecci, disegni e di fili. Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano, un progetto che mette in relazione il linguaggio artistico del maestro friulano con l'eccellenza delle merlettaie di Gorizia. L'origine dell'iniziativa risale ad alcuni anni fa. Nata dall'incontro di Giorgio Celiberti con la scuola Merletti qualche anno fa. E in quell'occasione lui è un artista molto generoso, ha donato dei bozzetti. E lì è nato subito il confronto creativo tra le maestre merlettaie ed è iniziata la fase di progettazione. In questo modo i segni laceranti delle opere di Giorgio Celiberti, che spesso esprimono la sofferenza umana, si ricompongono nell'equilibrio, nell'armonia, nella perfezione dei fili goriziani. Maestro Celiberti, le vorrei chiedere quale impressione le fa questa traduzione in versione merletto dei suoi disegni, delle sue opere. È una sorpresa stupenda, è una cosa fatta con grande gusto, con grande capacità anche tecnica. Mi sorprende soltanto in bene, solo in bello, solo una cosa affascinante questa. Valeva la pena di fare la mostra a Gorizia soltanto pensando a queste cose qua. Il risultato è una collezione di opere uniche che sono entrate a far parte del patrimonio storico della scuola Merletti nel 2019, ma che vengono presentate al pubblico soltanto oggi. La mostra rappresenta quindi un'occasione preziosa per condividere questo patrimonio con la città di Gorizia e con i numerosi visitatori italiani e stranieri dello showroom del Merletto Goriziano in Corso Verdi. La mostra resterà allestita fino al 26 settembre a Gorizia. Una mostra che celebra l'arte del maestro Celiberti e anche l'arte e le grandi capacità delle nostre maestre merlettaie. Il merletto goriziano è un patrimonio, è veramente un patrimonio per tutta la nostra regione, è una tecnica che si è affinata come sappiamo nei secoli, ma che ha saputo poi integrare innovazione, capacità di interpretazione artistica e soprattutto il disegno, che è la particolarità della scuola del merletto goriziano. Allora, Mondiali 2026, il Corriere della Sera pubblica un'intervista con Vinicius Junior, che è l'attaccante del Real che sta facendo sognare il Brasile. Ancelotti mi deve fare un regalo, l'attaccante appunto loda Ancelotti, è il migliore allenatore che c'è. Il pallone ha salvato Vinicius dalla povertà, il paese spera in lui, questo è il racconto dello scopritore
del 7 verde oro. Poi appunto questa nota di Cazzullo, che è poi anche inviato a Washington, la voglia di Coppa da mostrare al mondo, ma di calcio non sa nulla. Ci sono parecchi che non sanno nulla di calcio, per dire la verità, ma questo è un altro discorso. Norvegia d'oro stile Solbakken, senza paura contro la Francia, giocano oggi alle 21, il Sudafrica batte la Corea del Sud e per la prima volta supera i gironi. Ancora avanti, Ecuador, lezione tricolor alla Germania, tedeschi in vantaggio, vengono rimontati e superati. Un podio che vale l'impresa, la qualificazione, Plata l'eroe della squadra di un paese in festa, passa la Costa d'Avorio dietro gli uomini di Nagelsmann. La Germania non perdeva da 11 mesi, sudamericani in avanti, non accadeva da 20 anni. Ancora avanti, qui si parla di mercato, la missione di Doncic in una Roma che fa una buffata di basket. Proseguiamo, arriviamo Aldo Grasso si occupa di Temptation Island, confessionale specchio dell'Italia. Abbiamo visto anche i meme circolati in questi giorni sulla questione Trump-Meloni, molti insomma avevano messo Trump e la Meloni in uno dei falò di questo programma di Maria De Filippi. Fra l'altro ci sono anche delle polemiche, perché anche in occasione della prima puntata di Temptation Island la ruota della fortuna è finita prima e quindi insomma c'è un po' di maretta da quelle parti. Allora, chiudiamo questa prima parte di Sveglia Trieste. È già nei nostri studi il primo degli ospiti che sarà accanto a me, vale a dire Andrea Mariucci, assessore al bilancio del Comune di Muggia e esponente di Forza Italia. Allora, eccoci in compagnia del primo dei nostri ospiti, Andrea Mariucci, che è assessore al bilancio a Muggia ed esponente di Forza Italia. Grazie per essere venuto, tornato anche nei nostri studi. Con Mariucci parleremo dell'avanzo di qual è l'esatta definizione, perché io su questo... Buongiorno a tutti, grazie per darmi l'opportunità di essere qui di nuovo tra di voi in questa meravigliosa trasmissione. Oggi ho fatto una battuta, vi servo la colazione per quanti sono in ferie e per quanti non lavorano, quindi mi avete qui, ordinate pure caffè, brioche eccetera. Potete che non la prendano in parola essendo assessore al bilancio? Ecco, ovviamente non con le risorse del bilancio del Comune di Muggia. Scherzi a parte, buongiorno a tutti. Verifica degli equilibri di bilancio e applicazione dell'avanzo. Mi spiego. Ecco. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato in senso politico quello che è stato computato come avanzo di bilancio, una parte di questo, per l'esattezza 2.081.000 euro di variazione, di cui appunto all'interno di questa 1.950.000 euro di applicazione di avanzo libero di bilancio, che va, lo ricordiamo, va messo con prerogativa su spese di investimento, quindi non su spese correnti, o quantunque, come diceva Montesano, fossero spese, quantunque io, no? Fossero spese correnti, queste non ripetibili, quindi particolari tipi di poste di spesa disciplinate dal testo unico degli enti locali. Abbiamo voluto fare le operazioni di verifica degli equilibri prima dell'applicazione di questo avanzo di bilancio, appunto per un principio di prudenza amministrativa, ma di questo magari parleremo più annoieremo le persone su questo, però è stata un'operazione, diciamo, che ha puntellato le cose prima di, cioè abbiamo fatto praticamente una ricognizione prima di certo. Impieghiamo queste poste qui. Allora, mi sono dimenticato, 040 977 8910 è il numero di telefono, Sveglia
tagliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Allora, prima di addentrarci appunto in questi provvedimenti che sono anche parecchi, per dire la verità, perché poi abbracciano, devo dire, insomma, tutto il funzionamento della città, inutile andare poi a... voleva l'assessore Mariucci soffermarsi su una cosa. A me fa molto piacere perché in questo periodo ci sono gli esami di maturità. Molto spesso ci si occupa della prima prova, della prova di italiano, e colpevolmente per certi aspetti si va sempre a vedere quello che succede nei licei. Dovremmo magari farci qualche appunto il prossimo anno, andare anche nei tecnici, posto che abbia ancora senso questa distinzione, però insomma c'è un esercito di ragazzi che sta affrontando in questo momento le prove orali, insomma è bello sottolinearlo. Io voglio fare gli auguri certamente a tutti i ragazzi che stanno affrontando le prove orali degli esami di maturità e a chi sostiene o ha sostenuto anche gli esami della terza media. Coraggio ragazzi, a tutta forza, perché il futuro è vostro. È importantissimo questo passaggio, che è il passaggio da quella che è l'adolescenza poi a quello che sarà il mondo del lavoro, la prosecuzione degli studi. Comunque è un importantissimo passaggio per la vostra vita e, scusatemi se uso anche questo termine, per il futuro del nostro paese. Abbiamo degli istituti anche su Trieste, soprattutto su Trieste, di qualità, di eccellenza, soprattutto quelli tecnici. Qui abbiamo degli istituti tecnici, adesso citando Volta e citando Nautico e Geometri, ne dimentico tanti altri e mi scuso di questo, l'errore di citare sempre sottolinea chi ti dimentichi. Ecco, e in particolare voglio fare gli auguri a Manuel, mio nipote, e a Giulia, mia nipote, che frequentano oggi proprio Manuel agli orari, al Volta, e Giulia al liceo Dante. Quindi ragazzi, mi raccomando, a tutta forza. Io devo dire soltanto una cosa che riguarda appunto... ognuno poi ha del proprio esame di maturità un ricordo particolare, eccetera. Io non so se è corretto, mettiamola così, comunicare ai ragazzi i risultati dei temi prima di affrontare l'orale, perché già sono carichi di, insomma, c'è un certo nervosismo, eccetera. Certamente sapere che vai all'orale con i compiti buoni, eccetera, aiuta. Se però prima dell'orale gli comunicano che i compiti non sono andati benissimo, insomma c'è uno stress ulteriore del quale non hanno bisogno. Confermo per esperienza personale, io a matematica sono andato con un votaccio allo scritto. Ecco, chiudiamo la parentesi, questa parentesi. E in più anche, poi dopo chiudo su questo perché non è, però e in più anche bisogna, soprattutto per quanto riguarda i programmi di letteratura italiana, bisogna prenderli in mano, perché non è possibile che ci siano dei compiti per la maturità incentrati su autori che non si riesce a trattare. Non è più possibile. Allora, o non fai più i compiti dedicati ad autori degli anni 50 in poi del secolo scorso, oppure prendi atto che si arriva a Pirandello e forse agli Ermetici e ti regoli di conseguenza, perché altrimenti li prendi in giro e non hanno bisogno i nostri ragazzi di essere presi in giro già a 19 anni. Avrà tutto il tempo nella vita per essere presi in sarà giro, occasione. questo è un altro discorso. Esattamente. C'è una prima telefonata. Sì, così come la storia, cioè è impossibile non aver fatto la storia del Risorgimento. Cioè conoscere, ecco. Bisogna mettere in mano i programmi, è inutile chiamare secondarie, primarie eccetera se poi arrivi alla fine di un classico e non hai fatto la Morante e la Ginsburg. Assolutamente. Allora sentiamo la prima telefonata, ogni tanto ma ci vuole un po' di... Esatto. Vediamo la prima telefonata. Stimolo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno loro. Buongiorno. Volevo innanzitutto complimentarmi con l'assessore e con la giunta di Moggia per le tante migliorie che sono state fatte a Moggia. Però, se mi permette l'assessore, vorrei segnalare una cosa che mi sembra abbastanza indecente. Il Molo Colombo. Tutte quelle reti purtroppo abbandonate da anni, puzzolenti,
ancora un po' non si riesce neanche a camminare, talmente ce ne sono tanti. Sono reti abbandonati da quando c'era ancora in funzione l'ex IT-turismo, perciò lei sa benissimo quanti anni sono passati. Non si potrebbe obbligare i pescatori che hanno abbandonato, che non fanno più la pesca, a toglierle? Questa è una domanda. Seconda, se mi permette, lei sa benissimo perché ci conosciamo, non dico chi sono per vari motivi, l'IT-turismo. Lei sa che abbiamo fatto una richiesta come un'associazione. Perché non ci aiutate a avere quel benedetto IT-turismo che l'ha abbandonato, che sta crollando? Grazie e buon lavoro. Grazie al telespettatore. Grazie al telespettatore. Grazie, lo saluto una carissima persona, se mi pare di capire dal timo della voce, è una carissima persona, è molto attenta alle problematiche di Muggia come tanti diportisti. Per il discorso rete da pesca sul Molo Colombo c'è stato un primo contatto, ne parlava il sindaco tempo fa, per allestire dei contenitori anche carini sul molo, appunto per tutte queste attrezzature, tra virgolette, alcune operative. Abbiamo visto che comunque, come ci dice anche il telespettatore, ci sono anche attrezzature che non sono più in uso, quindi sarebbe in effetti da allocare diversamente, da prendere accordi con i proprietari e dell'area, che è demanio, e l'autorità portuale, e se non erro dovrebbe essere il demanio dell'autorità portuale e i proprietari anche delle reti. Seconda cosa, proprio su quell'area lì, esatto, c'è un problema di credo destinazione d'uso che sarebbe eventualmente da modificare, quindi con tutte le lungaggini e gli appesantimenti che questo comporterebbe. Comunque so che c'è in corso un dibattito sull'utilizzo di quell'area, parliamo dell'ex area dell'itoturismo, la superficie, l'ultima superficie edificata del Molo Colombo. Okay. Che è quello che va fuori dal Mandracchio e che poi nella sua estremità racchiude tutto il porticciolo di Muggia, no? Che fa barriera soprattutto per i colpi di bora in quella zona lì. Sì, lì c'è anche un dibattito in atto e bisogna vedere appunto quali sono le percorribilità appunto di queste ipotesi. Prima ancora di andare sul bilancio c'è una domanda che faccio all'esponente di Forza Italia, perché è una domanda che in diciamo così, in queste settimane molti si pongono. Bisogna vedere poi logicamente a livello locale anche come questo andrà a strutturarsi nel corso del tempo. Come l'irruzione, mettiamola così, dei Vannacciani nella scena politica italiana, la narrazione, che è un termine che a me non piace molto, vedrebbe più la Lega soffrirne al momento. Gli altri partiti del centrodestra come vedono tutto ciò? Osservano? Chiara, osservo con animo perturbato e commosso, no? Non mi ricordo chi fosse il filosofo che parlava dell'uomo come osservatore con animo perturbato e commosso, lacuna mia, però anche mia, adesso succede. Innanzitutto colgo l'occasione, Bosazzi, perché devo fare gli auguri ad una donna fantastica che abbiamo sul nostro territorio, alla Sandra Savino, che venerdì scorso è stata eletta segretario regionale di Forza Italia. Ecco, Sandra Savino la conosciamo tutti, è sottosegretario al Ministero delle Finanze, è una donna che per la qualità del suo impegno, per la sua determinazione, la sua esperienza e per il suo spirito di servizio è una risorsa preziosa per Forza Italia e per tutto il nostro territorio. Auguri Sandra, buon lavoro, come si dice dalle nostre parti. Vengo alla domanda, ma Vannacci e Vannacciani, allora, io non so se sia proprio la Lega l'unico partito sotto scacco, no, dall'azione di Vannacci. Vannacci in questo momento sta facendo un'azione di gran visibilità, anche con temi che magari sono
difficilmente realizzabili, abbiamo visto, non sono cose nuove o cose magari voglio dire segreti che sta dicendo Vannacci, così come lui sta in questo momento attaccando anche Forza Italia per alcune sue posizioni in seno all'Europa, che anche queste non sono un segreto e non sono una novità soprattutto. Cosa sta dicendo Vannacci? Secondo me Vannacci sta dicendo: cara coalizione di centrodestra, forse se perdi Forza Italia e se acquisti me, la coalizione è più bella. Ma capito, questa è la mia interpretazione, no? Perché ovviamente Vannacci sta attaccando Forza Italia. Secondo me questo non è vero, e senza Forza Italia la coalizione non esiste più, il centrodestra. Il centrodestra, così come lo ha creato Silvio Berlusconi, non da più di 30 anni, che ha tracciato e ha interpretato tutta la storia politica molto complessa degli ultimi 32 anni nelle sue diversità di anime interne di questo centrodestra. Abbiamo visto attrazione Forza Italia, attrazione Lega, piuttosto che attualmente attrazione Fratelli d'Italia, ma l'unità di programmi, l'unità di intenti è quella, la nostra natura è quella, il nostro viso è questo qui, soprattutto il nostro patto con gli elettori. Vannacci può essere una risorsa in più, Vannacci può essere comunque Vannacci è un aspetto politico del paese, magari di qualche zona che si è lasciata forse scoperta dall'azione politica, lo dico io con gran senso di autocritica, ma non dal centrodestra solamente. Vannacci sta cercando di intercettare quelle che sono le paure dei deboli, tra virgolette, scusatemi se passo questo termine un po' forte. Nemmeno le forze di centrosinistra riescono più a parlare deboli, tra virgolette, non sono più loro neanche, erano gli storici difensori, no? Sedicenni difensori deboli. Ma chi sono i deboli oggi? Oggi il debole è il pensionato che non riesce a uscire di casa, perché certi quartieri di certe città sono come dei souk. No? C'è la signora, la ragazza che ha paura di tornare a casa a mezzanotte all'una. No? Questi sono i deboli oggi, perché il Ciputi, scusatemi, alla partita IVA, no? Ciputi, storico personaggio di Altan, è stato costretto a fare la partita IVA oppure a barcamenarsi in qualche mobilità, no? Lo dico affrontando anche qui un problema sociale importante. Ecco, e Vannacci è qualcosa che sta sopra tutte queste cose qui e che in questo momento sta cercando di raccogliere dei consensi che arrivano, secondo me, così sul minuto, ma sono consensi che poi consolidare è un'altra cosa. Allora, c'è una mail che le chiede, ieri abbiamo parlato molto di alberi durante la trasmissione, sì. Dice, forse è una fake news, ne parlano sui social, ma dice potrebbe dare qualche delucidazione su quanto sta accadendo in zona Chiampore per quanto riguarda gli alberi. Dice certo. Il telespettatore, proprio vuole essere informato, insomma. Buongiorno al telespettatore. Poi ho due messaggi per due telespettatori che mi hanno chiamato tempo fa ancora, okay. magari se abbiamo un secondo. Prendo l'appunto. Grazie, do delle risposte. Buongiorno al telespettatore, sì, parliamo della zona di Ligon dove sussiste un intervento agrituristico di un privato che ha acquisito un'area privata e in piena legittimità dell'uso, del possesso di quell'area, quindi dell'uso di quelle aree e con ovviamente tutte le autorizzazioni della forestale, di tutti gli enti preposti, ha tagliato degli alberi non autoctoni, delle piantumazioni assolutamente non autoctone, il pino nero, che tra l'altro per chi non lo sa il pino nero è un albero che asciuga molto l'umidità dei territori e forma molta resina, quindi è una sorta di cerino pronto a bruciare, no? Ma vabbè, questo non c'entra. Ha disboscato quell'area lì perché realizzerà delle coltivazioni di agrumi, adesso non mi ricordo, e una tartufaia, quindi comunque coltura del territorio, un'azienda agricola che farà anche dell'agriturismo. È una previsione del piano regolatore del 2016, sta operando in totale legittimità e con tutte le autorizzazioni. Se posso dire io, è vero, c'è stato un impatto visivo forte,
importante, no? Perché insomma assistere a taglio di alberi in modo tra virgolette massivo, in quel modo lì, è un impatto importante. Però c'è anche da dire che è un impatto controllato, perché ha avuto tutta la cura nel preservare tutte le arborescenze, tutte le orchidee, per esempio, sono delle orchidee meravigliose, e tutte le culture autoctone, e secondariamente è la, tra virgolette, perdonatemi, scommessa, l'investimento di un privato che crede nel nostro territorio, e avere un privato che fa attività agricola e agrituristica sul territorio in una zona come quella lì è una risorsa anche per l'ambiente. Perché? Perché vuol dire che quel territorio resterà curato, garantendo tutti gli usi pubblici di tutte le strade, sentieri, eccetera. Se andate in montagna, adesso al di là della polemica di Consiglio Comunale su quando, su che momento della stagione, se andate in montagna, io ho dei cugini che vivono la montagna da quando erano piccolissimi, in montagna disboscano proprio per salvare il bosco, perché sennò il bosco sotto muore con gli alberi, con gli abeti, no? Ecco, muore. Quindi anche in montagna usano disboscare, ma lì lo fanno per un altro aspetto, diciamo, strategico e proprio di cultura del terreno, no? Questo è un aspetto ancora più valorizzativo del terreno. Allora, litigare con gli amici non vi porterà bene, la sinistra di AVS Company è il vostro avversario, sempre per quanto riguarda Vannacci, il centrodestra, eccetera. Ah, questo è vero, questa è una bella cosa, no? Però si sa che l'amore non è bello se non è litigarello a volte, no? E si sa benissimo che se anche la lite, tra virgolette, io non dico la lite, il confronto acceso, oppure solo il confronto, perché in politica basta dire confronto e già per antonomasia, per definizione, acceso, tra virgolette, recentemente, non è mai stato, cioè non è stato sempre così nel nostro paese. L'amore non è bello se non è litigarello, e questo porta sempre a confrontarsi, a mettersi in discussione e quindi a fare un passo indietro tutti per farne due avanti. Quindi io sono abituato a vedere le cose sempre dal punto di vista positivo. Anche in una situazione, tra virgolette, conflittuale, c'è sicuramente qualcosa di nuovo che sorge. Allora, partiamo parlando appunto di questo avanzo di bilancio. Tra l'altro mi incuriosisce una cosa, così lo spieghiamo anche e vado logicamente all'essenziale. Quando si tratta di operare appunto in questo modo, praticamente l'assessorato al bilancio dà solo in giro, cioè non prende niente. Cioè come funziona da questo punto? Cioè, tutti che prende niente, no. Bussano alla porta, dammi qua, dammi di là, dammi di su, voi cosa vi tenete? Cosa ci teniamo? Allora, come assessorato al bilancio, sto scherzando ovviamente, grazie dell'ironia Bosazzi, come servizio finanziario ovviamente ci teniamo, uno, l'equilibrio l'equilibrio finanziario e anche economico, no? Costi e ricavi del comune, e due, ci teniamo tutte quelle poste che sono già state, non dico depurate, ma che sono già comunque state avulse, ecco, si sono avulse dal risultato economico di 6 milioni, dell'avanzo di 6 milioni, per appunto mantenere questo equilibrio. Poi c'è una quota di emergenza, di sicurezza, che supera il milione di euro, sì, oltre a avere rimpinguato tutti i fondi crediti di dubbia esigibilità, tutti i fondi eccetera, eccetera. Adesso non annoio veramente i cittadini, i telespettatori. C'è questa quota di riserva, il famoso mal de notte, diciamo così, e in più ci sono le quote, per esempio, per finanziare il contratto del personale. Settembre-ottobre andremo a finanziare il contratto del personale, dovremo finanziare il contratto 2022, 2023, 2024, sia in quota, chiamiamoli arretrati, che in quota di competenza di quest'anno. Poi, per esempio, introdurremo anche il lavoro agile nel Comune di Muggia, cercheremo di qualificare anche l'aspetto professionale del lavoro dei nostri dipendenti, che ogni giorno sono risorse preziose per un comune complesso come quello di Muggia.
Interverremo anche con 100.000 euro, ecco, adesso entriamo in medias res, di destinazione dell'avanzo appunto per arredi e postazioni nuove per i dipendenti, non solo in virtù di questa introduzione del lavoro agile. E faremo tante altre cose, per esempio sull'applicazione di 1.950.000 euro di avanzo, come è stato il giorno scorso in aula. Ecco, non è un'applicazione, è una destinazione politica di alcune risorse. Cosa succede? C'è questa quota disponibile di avanzo, quota che risulta dopo appunto tutte quelle operazioni di rettifica di sicurezza di cui ho detto prima. E lì è la politica che sceglie quali sono le priorità di intervento strategiche sul territorio, e abbiamo visto, adesso le andremo ad elencare, ne ha parlato anche il sindaco, sono tantissime. Poi oltre a questo c'è una quota di $500.000, posso così, non dico annunciare la novità, ma è una quota che non compare nei documenti che sono andati in consiglio, nella delibera che è andata in consiglio comunale, perché sarà successiva. Ecco, una l'ho anticipata, una quota di 200.000 euro per il cofinanziamento del rifacimento del manto del Nazario Corrente ed altre lavorazioni, 200.000 euro di cofinanziamento su un contributo regionale di 450, 500, adesso non ricordo. E tutto questo andrà con apposita delibera a fine luglio, credo, fine luglio, fine agosto. Ci sono altri 200.000 euro per un'operazione che il Comune a sua tutela, a sua salvaguardia, dovrà fare per conto di un terzo, che è in forza di un decreto, quindi non in forza di un'ordinanza, non in forza che è l'abbattimento di un traliccio di Elleri. Ecco, do questa anteprima, ci sarà forse questa necessità che il Comune in autotutela dovrà esperire questa azione, e poi ovviamente con rivalsa nei confronti del soggetto obbligato, che in questi casi è un privato. 100.000 euro per andare a operare delle manutenzioni su una struttura sulla nostra costa. Anche qui le cose sono in fieri e mi fermo, comunque sono tutte operazioni A importanti, B di territorio e C comunque di ambiente. C'è una ratio, diciamo così, anche politica per quanto riguarda come viene impiegato questo, chiamiamolo tesoretto, perché l'avanzo di bilancio non mi piace come termine, tesoretto non è nemmeno bellissimo, però insomma, certo. C'è una ratio politica, immagino che però, ove vi fosse, non può non tener conto, e insomma, del resto lo so, di tutti quegli interventi che quando si concluderanno cambieranno l'aspetto di Muggia, insomma. Assolutamente sì. C'è una ratio politica, nel senso che vogliamo investire sulle manutenzioni del territorio. Di questo 1.950.000 euro, 1.321.000, poi vado a vedere, sono tutte opere di manutenzione sul territorio. Andiamo a toccare per esempio gli impianti sportivi con 319.000 più appunto questi 200 con €500.000 nuovamente, perché agli impianti sportivi stiamo cercando di pettinarli e ripettinarli, stiamo cercando di, lo dico no, con così solidarietà in entrambi, anch'io adesso battute a parte, avevano bisogno di un grandissimo intervento. In questi anni si sta lavorando tantissimo sugli impianti sportivi, si stanno mettendo tante risorse. Felicemente posso dire che ne metteremo sullo Zaccaria 180.000 per gli impianti di illuminazione. Anche lì non parliamo di quei tralicci che c'erano, avevano degli aspetti antifunzionali di una criticità allucinante. Lasciamo perdere, guardiamo il futuro e guardiamo, altro che Vannacci, lo guardiamo noi il futuro concretamente e guardiamo le cose positive. Più di 200 e tanti mila euro sul Palasport. Il Palasport di Aquilini ha bisogno di lavori strutturali importantissimo, dalle luci di sicurezza al rifacimento degli spogliatoi, alla sistemazione di infiltrazioni di acqua che sono lì da anni e che praticamente sono, non dico al limite della praticabilità, ma indecorosi per un Palasport, e per anche il lustro delle associazioni sportive che dentro c'è stata anche una promozione in questo ultimo periodo. Quindi insomma voglio dire, sempre più parquet importanti arrivano ad Aquilini e a Muggia.
Vogliamo investire sul territorio, sull'abbellimento di Muggia. Ci hanno criticato che siamo concentrati sulla galleria e obtorto collo sui lavori del Fugnan, eccetera, che insomma è stata una spada di Damocle non secondaria, anzi che sta creando un po' di disagi, tra virgolette, ma è normale, chi bello apparire deve almeno un po' soffrire. Scusatemi questa battuta, non è infelice, ma è lo stato della necessità di questo momento, e troviamo le risorse, nonostante questo troviamo comunque le risorse anche per i territori. Allora, abbiamo una telefonata, però dobbiamo andare con la pubblicità delle 8:30, siamo già in ritardo. Io chiedo a chi è in linea che cosa opta. Aspetto la pubblicità. Aspetta la pubblicità, ok. Allora, dopo la pubblicità, subito con la telefonata in linea. Questa è la bellezza. Allora, siamo in debito con il telespettatore, dobbiamo ascoltarlo e lo ringrazio per aver avuto anche pazienza. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei segnalare all'assessore, giusto bene che di Muggia, no? Che ieri, mentre ero in spiaggia a San Rocco, ho assistito a una scena proprio veramente da mettersi le mani ai capelli, no? Ecco, nel lido che è chiuso là, prima di San Rocco, no? Stavano dei giovani, sicuramente minorenni, sia maschi che femminucce, che si erano addentrati in questo lido chiuso, no? Dato che non si divertivano tanto, hanno preso un carrello della spesa e l'hanno buttato in acqua dal pontile, no? Ecco, vorrei sapere, ma c'è un controllo di polizia locale o di forze dell'ordine? Io capisco che è caldo, no? Capisce? Ma almeno là dove si concentra tutta questa gioventù, a parte i bagnini, no? Che sarebbero anche loro che dovrebbero segnalare, no? Ecco, c'è almeno un minimo controllo, perché qua entrano nella proprietà privata, prendono le robe, le buttano in acqua, fanno danni, inquinano il mare, cioè solamente così ci si diverte? Capisce? Ci vuole più controllo. La polizia locale uscisse fuori con le macchine, si facessero più giri del territorio, cioè non riesco a capire proprio, tralasciamo le robe che questa gioventù oltre a quello non sa fare altro, si annoia? No? Ok, mi sono sfogato, arrivederci. Grazie, ha fatto benissimo il signore, perché sono all'ordine del giorno queste situazioni. Vediamo oggi, si parla di Stewart oggi sulla stampa locale, Muggia è stata inserita anche in un progetto di anticontraffazione con progetto ministeriale eccetera, abbiamo 25.000 euro di stanziamento ad hoc per mettere nuovamente un maggiore controllo appunto sulle nostre spiagge, memori delle esperienze passate con dei ragazzi veramente fantastici che io voglio ringraziare, che saluto da qui, alcuni ne conosco, so quanto sia alta la loro professionalità e quanto sia importante il loro servizio. Lo spettatore ha ragione, queste lamentele, queste segnalazioni, non è una lamentela, questa segnalazione, perché quei ragazzi sono prima pericolosi per se stessi e poi anche pericolosi per gli altri e tra virgolette anche provocano anche disagi alle altre persone e fastidio. Andrea.mariucci@comunedimuggia.ts.it, do la mail mia istituzionale per tutte le segnalazioni, cose che non vanno eccetera, scrivetemi pure, poi ci pensiamo, tanto questa segnalazione all'interno dell'ex bagno Kerda, bagno San Rocco, ho capito ecco, è già stata presa in carico e sicuramente con la nuova proprietà e i nuovi gestori bisognerà parlare in modo tale che ripristino eventuali barriere che sono state chiuse o comunque
e lì volendo si entra anche dal mare, quindi ecco, non è che si può barrierare tanto, voglio dire, sul mare, certo ci vuole più questo dappertutto, in tutto il paese c'è bisogno di sorvegliare dagli autobus alle strade, ovviamente ai litorali dove tutti i problemi si concentrano e aumentano in modo esponenziale. Prometto al Signore che faremo sempre i controlli che abbiamo sempre voluto fare, dal carnevale estivo al carnevale invernale abbiamo visto con il QR e con tutte le altre misure di operatori sul territorio. Ha funzionato benissimo, ci hanno fatto i complimenti, tutti volevano farlo, il QR, il bigliettino per entrare in carnevale, nessuno ha avuto mai il coraggio di farlo, noi ovviamente ci siamo presi questa responsabilità politica, abbiamo fatto bene e così faremo anche per il controllo sul territorio perché è una delle nostre priorità. Certo i mezzi sono tra virgolette quelli che sono, ma non ci spaventiamo e non ci fermiamo. Grazie della segnalazione. Volevo solo sottolineare questo anche perché la segnalazione del telespettatore pone l'accento anche su un altro grosso problema che è quello proprio dei luoghi, diciamo, abbandonati. Adesso mi rendo conto che non è una questione che si può risolvere parlandone, eccetera, però è anche vero purtroppo che determinati luoghi, proprio se e quando abbandonati, rappresentano anche un invito per diciamo anche, chiedo scusa per il francesismo, anche per far casino, insomma, per queste cose qua. E credo che se qualche anno fa tutto ciò si poteva risolvere in qualche cosa di poco più che goliardico, adesso purtroppo per tutta una serie di ragioni non scherzano. Appunto. Purtroppo si deve dire questo, non si scherza, e con tutti anche i pericoli che ci sono, perché la società così come evolve, così evolvono anche i pericoli e l'accesso anche a questi pericoli è elettronico direttamente, no? Sì. Vediamo come i ragazzi si danno appuntamento per scazzottare piuttosto come esistano situazioni di dark web dove uno compra di tutto compra. Mi fermo qui. E abbiamo dato anche delle risposte concrete su questo. Bosazzi, lei cita proprio i luoghi, non so quanti si ricordano la casa di fronte al Molo T, l'ex casa, no? C'era questo rudere abbandonato dove appunto i ragazzini si trovavano per scazzottare, per picchiarsi, per fare organizzare. Abbiamo imposto alla proprietà di chiudere con i muri gli accessi a quello che era un rudere. Oggi quel rudere è oggetto di un intervento di riqualificazione urbana, quindi sorgeranno aree verdi, sorgeranno abitazioni, sorgerà comunque un uso della cosa. Lì vicino poi c'è anche, ecco, l'area del bagno di Porto San Rocco non è un'area abbandonata, è un'area che per il momento è chiusa perché c'è stato... Che è diverso. Esatto, è diverso, c'è stato un passaggio di proprietà, eccetera, adesso devono fare dei lavori, sono due cose completamente diverse. C'è poi l'area della polizia, dell'ex piscina della polizia, lì è difficile intervenire, noi l'abbiamo fatto, abbiamo detto chiudete quell'area lì perché lì la gente continua a entrare di giorno e di notte nell'ex piscina della polizia. Che è una meraviglia. Che sarebbe una meraviglia, no? Ma, ecco, adesso, oggi come oggi, il proprietario di quell'area, senza citare nomi e cognomi perché insomma si va lontano, e secondo me dovrebbe essere, anzi obbligheremo il proprietario di quell'area, anche se è un ente sovraordinato rispetto a noi, a cercare di delimitarla, perché non può rimanere così. Allora una telespettatrice dice un segnale già sarebbe quello di far recuperare il carrello a cura delle famiglie dei ragazzi che lo hanno buttato dentro, ma insomma questo... Torno alla matura. Io mi ricordo una volta tornavo dalle medie e avevo preso una sgridata e avevo preso una nota sul diario, giustamente ovviamente, no? Ero un po' discolino, sì, vivace, diciamo così, vivace. E a casa mamma ha preso la nota, la ciabatta è arrivata proprio. Tipo quei film di Stanley Kubrick, no? Odissea 2001 nello spazio, ecco, mi sono visto arrivare la ciabatta di mia mamma. Giustamente, questo non succede più. No. Questo non succede più nelle famiglie, nelle case. Ecco, adesso
apriremo veramente uno squarcio, c'è bisogno di, io l'ho detto anche l'altra volta, sempre da queste, noi dobbiamo intervenire con qualche norma per la gioventù, per i ragazzi, soprattutto per le baby gang, eccetera, responsabilizzarli da una parte. Una volta io mi ricordo quando facevi, ne abbiamo combinate tante, sempre tra virgolette in sicurezza, però una volta ti dicevano guarda che c'è il riformatorio dopo questo, c'è il riformatorio, no? E il riformatorio era una cosa veramente non dico giamburasca, ma era una cosa che faceva paura, già solo la parola, oppure il collegio estivo, no? Di tanti amici che sono andati in collegio e lì ragazzi ti addissano la schiena, vieni fuori con la schiena dritta se proprio hai poca voglia di fare del bene. Detto questo, perdonatemi, ha ragione la telespettatrice, andrebbe fatto così dai genitori, proprio presi per orecchie, ma insomma adesso vediamo perché quell'area sicuramente sarà controllata e vediamo anche di vedere chi è stato a fare questo tipo di marachella. Vi invito a smetterla, cioè veramente a godervi l'estate, a godervi la vostra gioventù, godetevi i vostri anni perché non tornano più quegli anni là. Sono gli anni più belli, non buttateli via con queste, scusatemi, facciano così le signore, cazzate allucinanti. Voletevi bene e pensate veramente a vivere serenamente la vostra gioventù. Nel lavoro, negli studi, con gli amici, decidete voi, però serenamente. Facciamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, ieri mi ha tagliato, signor Borsellino, sì. Non si fanno queste cose. Lasciate parlare i due minuti. Io l'ho interrotta ieri e la interrompo anche oggi perché lei ieri aveva incominciato con una colossale scemenza, cioè dicendo... Sì, vabbè, ma... va dal punto senza corollari che non servono. C'è una domanda o voleva solo sentirsi chiedere scusa, cosa che non farò? Solo una domanda. Ecco, bon. Perché il Signore deve recintare la sua casa? Sono i ragazzi che non devono andare là. Quindi prendiamo le cose sempre contrarie a quello che bisognerebbe, che il buon senso. L'interesse di tutti dovrebbe essere. Perché deve recintare? Pronto? Sì. Ok, adesso sentiamo. Buongiorno, si parlava di un edificio abbandonato fatiscente, di un rudere si parlava in quel caso, gli ho fatto l'esempio di un rudere, per questo ne è stato inibito l'accesso a suo tempo, adesso è stato demolito. Non c'è più. Il concetto è questo, il telespettatore dice perché bisogna per forza recintare, non si deve entrare in qualche... Però torniamo al discorso di prima, paradossalmente purtroppo è pure un invito per certuni a andare a fare casini. Insomma. Sì. E le rubo 10 secondi palinsesto, Bosazzi, per una comunicazione, mesi fa avevano chiamato 2 telespettatori, una signora gentilissima e un signore altrettanto gentile e cordiale. La signora ci chiedeva perché sul terrapieno di boa, di acquario, eccetera, non si mettono degli ombrelloni, eccetera. Abbiamo verificato le cose, non ce ne siamo dimenticati, verificate le cose, adesso saremo in scadenza di concessione e quindi magari con il nuovo concessionario prevederemo appunto anche questo tipo di servizio di poter avere degli ombrelloni da parte di chi sarà il futuro gestore, di poter avere anche degli ombrelloni a servizio dei bagnanti. Questa è una cosa, così come anche altri servizi su quell'area lì. E la seconda cosa, un signore ci chiedeva perché non mettere, al di là delle docce temporizzate, perché non mettere un rubinetto intermedio nella doccia, nelle docce che ci sono sul lungomare, praticamente in modo tale che così uno può aprire per lavarsi i piedi piuttosto che le scarpe o riempire una bottiglietta di acqua, eccetera. Ecco, per fare questo bisognerebbe cambiare tutta la struttura doccia, quindi ecco, anche questo non è una cosa di facile intervento, ovviamente non si fa ora, no? Questo si fa poi in autunno. Allora, la frase osservo con animo perturbato potrebbe essere attribuibile a Giambattista Vico. Sì, Giambattista Vico. Allora, qui così magari possiamo anche dare
aggiornare eventualmente. Dice la signora Renata, dice: mi dispiace aver letto che il bagno ex-Keur da quest'anno non apre. Com'è possibile? C'era tutto l'inverno per pianificare l'acquisto e la parte burocratica. Certo, facciamo proprio riferimento all'ex Curda, no? C'è stato un passaggio nella proprietà e ci sono delle fasi organizzative, adesso il principio di ogni passaggio, tra cui anche suppongo investimenti da fare, che ovviamente non sono una cosa a cuore leggero, e qualora lo fossero necessitano anche delle giuste tempistiche, autorizzazioni e tempistiche, quindi credo che sia solo questo l'impedimento che c'è stato. Chiaramente per un imprenditore rilevare un'area estiva di bagno e poi non aprirla d'estate è come, voglio dire, qualcosa che fa più male all'imprenditore che a noi che saremo gli utenti, ecco, quindi un po' di pazienza, sicuramente chi è arrivato lì, conoscendo anche la qualità degli interventi, sicuramente farà un bellissimo servizio per la nostra città. Allora, prima di leggere una mail che riguarda Strada per Lazzaretto, Molo T, Punta Sottile, volevo tornare giusto un attimo sull'avanzo di abbiamo detto pochissimo, infatti c'è tanta cosa. C'è una cosa che è stata sottolineata, perché è anche vero, no, che parecchio del tesoretto sarà impegnato anche per le rotonde, per anche quella che io mi ricordo che il sindaco Polidori subito dopo il suo insediamento disse: l'ingresso a Muggia ricorda la Berlino Est della DDR, eccetera. E non più, Berlino Est ora è un esempio da seguire. Però insomma, quindi c'è anche questo, però ci sono anche degli interventi che chissà perché, questa è anche forse una nostra, chissà perché debbano essere sottolineati a parte, come se non fosse, come se fosse un qualche cosa di strano. Sono anche degli importanti interventi per quanto riguarda anche la cultura. C'è per esempio verrà posizionato davanti sul piazzale, davanti alla chiesa di San Francesco. Sì, un calco di Negrisina, esattamente. C'è anche... interveniamo su tantissimi aspetti, a dirli tutti sarebbe un salto a spizzico magnifico, vi dico i principali, ma ecco, ci sarà questo calco di Negrisina che sarà messo appunto accanto per abbellire l'area antistante la chiesa di San Francesco. Cioè, la rotonda dell'Eriospo, lei dice queste cose, ma per la rotonda dell'Eriospo il sindaco lo sa, viene qua ogni volta con il mal di testa che si mette il fazzoletto bagnato, no? Ogni volta che parla della rotonda di Eriospo lì vorremmo mettere una scritta di benvenuti a Muggia, riqualificare quell'area, lacci, lacciuoli, norme, regolamenti, eccetera, che è un iter. Ma non posso credere. È un iter, una cosa veramente che Kafka sarebbe un sempliciotto in confronto. Ecco, anche lì comunque andiamo a investire. Ecco il conio della statua in bronzo su stampo in gesso di Giuseppe Negrisin, 35.000 euro, 120.000 euro per la rotonda in zona Riospo, perché lì vogliamo mettere una scritta di benvenuto, 60.000 euro per l'abbellimento della rotonda sulla strada delle Saline. Ecco, quella rotonda praticamente scendendo giù dalla sopraelevata dove c'è la ferrovia, dove inizia a destra si va verso Muggia, verso la multinazionale della pasta, ecco, e a sinistra si va verso il Monte d'Oro Free Time, no? Il centro commerciale. Ecco, quella rotonda lì sarà oggetto di qualcosa di carino, perché è importante che anche quella lì sia bella come le altre. 90.000 euro abbiamo per incarichi su progetti di impatto paesaggistico, tra cui Aquilinea c'è un bellissimo progetto assieme alla parrocchia e alla curia, un bellissimo progetto di riqualificazione che darà ad Aquilinea un'aggregazione come una volta meravigliosa. Anche lì comunque il Comune farà sicuramente la sua parte. Stanziamo 90.000 euro per tutti gli incarichi progettuali che dovranno essere fatti appunto in virtù di questi nuovi interventi. E così Largo Caduti, dove anche lì abbiamo intenzione di mettere comunque un manufatto, comunque una statua, qualcosa che richiami anche le tradizioni, la storia di Muggia, laddove adesso insistono i lavori del Fugnano, ecco, dove c'è la rotonda. Tantissime cose.
Anche sul Teatro Verdi non mi pare che c'è qualche... Sul Teatro Verdi c'è qualcosa, c'è sicuramente, ci sono sicuramente interventi. Museo Carà, 40.000 euro di interventi con il ripristino della facciata in corte, la riparazione dell'ascensore, finalmente. 30.000 euro di immobili arredi per la cultura, attrezzature, 50.000 euro di attrezzature per polizia locale e protezione civile. Anche questo è un aspetto fondamentale, perché la tecnica per ciò che riguarda sicurezza e sorveglianza è sempre in evoluzione, vogliamo dare sempre strumenti adeguati ed aggiornati. Allora, abbiamo una telefonata, poi c'è questa domanda, quindi chiedo a chi è in linea di essere breve, così riusciamo prima delle 9 a rispondere ad entrambi. Buongiorno. Pronto? Pronto? Boh, allora, continuo con 110.000 euro, mi perdoni, interveniamo sulle scuole, scuola elementare e scuola media con 100.000 euro, insomma quanti altri? Tantissimi. Prego, mi scuso per l'interruzione. Allora, dice questa telespettatrice, strada per Lazzaretto dal Molo T a Punta Sottile per i motociclisti sembra un circuito motociclistico, le pattuglie dei vigili si vedono solo per dare le multe alle auto in sosta, ma mai per monitorare i limiti di velocità. È possibile fare qualcosa? Attraversare la strada anche sulle strisce pedonali è pericolosissimo. È vero, lì poi quando quell'area lì è così usufruita d'estate, abitata, i pericoli aumentano perché ci sono i bambini, ci gioca con il pallone, eccetera. Quindi attenzione innanzitutto ai motociclisti. Per le statistiche ultimamente che io ho letto sugli incidenti tra motociclisti e motociclisti sono tra i decessi più, se possiamo dare qualche cifra. Prima di tutto lo dico per voi motociclisti e poi per gli altri. Usate prudenza su quella strada lì perché ci sono tanti bambini. Ecco, pensate che anche voi che guidate la moto magari avete dei figli o dei cari che vi aspettano a casa, lo dico da ciclista, quindi ecco, bisognerebbe che una delle cose che bisogna insegnare a scuola è l'educazione stradale, che non significa le norme del codice, devo mettere la freccia, l'educazizione stradale che è un'altra cosa. La strada è un ambiente vissuto e popolato da tanti tipi di utenti diversi, no? Ecco, se vediamo adesso la strada ci sono anche gli anziani che girano con quelle macchinette lentissime, ecco, quindi attenzione perché ognuno ha il diritto legittimo di, come da codice della strada, quindi mi raccomando, e certo intensificheremo i controlli perché non è possibile appunto che si sentano anche il semplice sentire rumori di sgassate e di accelerate bestiali, ecco, squalifica anche chi le fa, perché se sei bravo, se sei forte vai in pista. Ci abbiamo alla chiusura e volevo, perché noi non, come dire, siamo già molto concentrati sulle prossime elezioni comunali a Trieste e non ci rischia di dimenticare che si voterà anche a Muggia alle prossime. Allora, mi rendo conto che è troppo presto, però i tempi della politica raramente coincidono con i tempi, diciamo, con gli altri tempi, insomma, per cui parlare di elezioni da qui a 10 mesi, 9 mesi, perché insomma, adesso si va sempre più facendo strada l'idea di andare a votare per le politiche all'11 aprile, già dicono, sì. Hanno già trovato la data. Come vi... C'è una telefonata. Forse. Politiche amministrative regionali, forse provincia, Comune di Trieste e Comune di Muggia. Sì, qui siamo a posto, proprio bingo. C'è però prima, allora adesso qui c'è questo ingorgo che succede sempre, allora sentiamo la telefonata, per cortesia sia breve così riusciamo a rispondere a tutto senza sforare eccessivamente. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Antonella. Senta, io sono una spettatrice che lei ha appena letto la mail per quanto riguarda il traffico, i motociclisti Punta Sottile, Molo T. Volevo dire, sono d'accordo con lui, ha fatto una romanzina ai motociclisti, ma ho chiesto, è possibile fare una pattuglia di vigili che monitori la velocità? Lui non mi ha risposto a questo. Buongiorno signora Antonella, ho detto che intensificheremo i controlli, certo. Perfetto. Ha ragione, forse l'ho detto come intercalare fra quella ramanzina che ho fatto anch'io, e sono un cittadino e anch'io ho diritto a... La ringrazio per la segnalazione, sicuramente intensificheremo i controlli. Spero che riuscite a fare qualcosa, grazie. Grazie a lei signora, grazie. Buongiorno.
Così arriviamo adesso, planiamo alla... Come vi state già muovendo per le prossime elezioni? Com'è? Allora, certamente ci si sta muovendo. Noi abbiamo tanto da fare come amministrazione e veramente ne abbiamo, tra virgolette, fin sopra i capelli di obiettivi, progetti, cose, eccetera. L'altra riunione di giunta è andato il progetto della galleria, per esempio, no? Ecco, quindi tante cose vedranno la luce. Non abbiamo mai avuto paura di prendere decisioni coraggiose quando si tratta del bene di Muggia e dello sviluppo di Muggia, così come non abbiamo paura magari anche di aprire una galleria, tra virgolette, in pieno periodo elettorale, no? Cosa che magari tanti altri non avrebbero fatto, tra virgolette, questa è la battuta. Per dire cosa? Per dire che ci concentriamo sui programmi. Forza Italia, sia a livello di Muggia che a livello provinciale e territoriale ed altri, il primo obiettivo è il programma, il centrodestra deve ragionare sul suo programma e poi di conseguenza su quelli che saranno gli interpreti principali e le figure che sono più idonee politicamente per rappresentare questo programma in continuità o magari in discontinuità. Ecco, questa è una cosa che posso pensare. Siamo al lavoro, le variabili sono tantissime e sicuramente non nulla banale, ma Forza Italia è concentrata sul programma, sul patto degli elettori e sulle tante cose concrete che da qui ad aprile devono ancora essere fatte. Grazie ad Andrea Mariucci, assessore al bilancio al Comune di Muggia ed esponente di Forza Italia. Buon lavoro, buona estate. Adesso andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Manuela Mandler, che è esponente del Partito Democratico. Buongiorno. Non bianco. Allora, secondo ospite di questa mattina, Manuela Mandler, coordinatrice dei forum del Partito Democratico. Grazie per essere tornata nei nostri studi. Abbiamo parecchi argomenti da trattare anche con il Partito Democratico. Io direi, senza guardare, perché è un argomento del quale, insomma, molti discutono, insomma, non è elegante guardare in casa d'altri, però insomma ogni tanto si fa. L'irruzione di Vannacci, che sta un po' scompaginando un pochettino gli equilibri all'interno del centrodestra, peraltro è tutto anche molto, come dire, opinabile, perché non ci sono dati ancora effettivi, però dal vostro punto di vista, come viene vista? Grazie intanto per l'invito e grazie a chi ci segue, buongiorno a chi ci segue da casa. Intanto io credo che insomma, tutti sono un po' sorpresi da questa crescita così veloce, però dall'altra parte, pensandoci bene, è una cosa che in realtà abbiamo già visto in passato, no? Dei momenti in cui uno ha una crescita molto forte, soprattutto in questo momento in cui questa comunicazione, diciamo, fatta per slogan ha proprio questa connotazione alle volte, no? Di proprio sollevare la cittadinanza tutto in una volta e poi si sgonfia, no? Anche ai suoi tempi di discesa, nel momento in cui ci si rende conto che gli slogan poi non riescono ad avere delle soluzioni concrete, reali, che riescono ad applicarsi nella realtà, no? E la parte che ci sorprende di più e anche ci intristisce volendo è perché in realtà vedendo la comunicazione di Vannacci, oltre a essere improntata sull'odio e sul razzismo e io direi anche sul fascismo per molte cose che dice, quindi cosa questo ci dice? Ci dice che un 6% della popolazione, diciamo, è d'accordo con questo posizionamento, quindi questo certamente ci deve far rendere conto che c'è un malcontento nel Paese, prima di tutto, che crea quindi queste posizioni radicali di odio e di irrazionali quasi volendo, no?
e che quindi a queste persone bisogna pensare, bisogna anche dare delle risposte. Sappiamo che le crisi in corso sono innumerevoli, no? Con le guerre e la situazione geopolitica internazionale, certamente la situazione è peggiorata. Ma le cose non andavano neanche bene prima, sappiamo che anche qui nella nostra regione, per esempio negli ultimi 5 anni, i prezzi della spesa sono aumentati del 25% quando i salari non accompagnano assolutamente questo aumento, quindi c'è, se va bene, una diminuzione dell'8% in proporzione. Sì. E c'è veramente una difficoltà per molti di arrivare a fine mese, col fatto che anche la sicurezza, diciamo in generale, in tutta Italia, anche qui da noi, c'è la percezione che sia diminuita, e non è solo una questione di percezione, oltre a tutti i sondaggi che appunto dimostrano questo, no? Che i cittadini si sentono più insicuri, ma sono aumentati anche soprattutto un certo tipo di reati, i reati più di strada e quelli accoltellamenti, risse, eccetera, tutti vediamo che stanno succedendo più spesso, quindi in realtà sono tutti ingredienti, sì. No? Che probabilmente creano una situazione di insicurezza per cui i cittadini non sanno più a cosa aggrapparsi e c'è una reazione di odio, di intolleranza e di anche trovare chi sono i colpevoli, no? Questa è un po' la reazione, ma dobbiamo stare attenti e dare anche noi le risposte anche a questa parte di cittadini. Allora abbiamo una telefonata che sentiamo subito. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, sono Silvia. Buongiorno anche la sua ospite che non mi ricordo il nome. Manuela Mandler. Allora, buongiorno signora Manuela Mandler. Niente, io volevo parlare di un problema che a me è veramente, allora, se parliamo di Vannacci è in linea con l'andamento politico dell'Italia degli ultimi anni, è in linea, assolutamente in linea, cioè è una coda naturale che è cresciuta in un corpo già esistente. Però io volevo parlare della caccia, è una cosa che riguarda tutto il territorio nazionale ed da quello che ho letto io, non ho letto la Gazzetta Ufficiale, ma ho letto le informazioni, le varie cose, è stata approvata una cosa abominevole, cioè tutte i paletti, le restrizioni giuste che c'erano anche a tutela proprio delle specie varie, sono state abolite. E quindi in pratica adesso si può cacciare dove si vuole, quando si vuole, qualunque animale, c'è tutto quello che si muove e si può cacciare, da quello che ho capito. Quindi anche qui di fronte a casa mia, che c'è una bella collina, già è successo, ma non era una caccia vera e propria, era un porre rimedio al numero di cinghiali, no? A cura della provincia, non dei cacciatori. Comunque, questa legge, se viene messa in atto, sarà una cosa terribile, terribile. E quindi secondo me le cose avvengono perché c'è già un terreno, un humus fertile che permette di far affiorare queste ideologie, questi provvedimenti, questo sistema. Purtroppo siamo in linea con Vannacci, adesso come adesso siamo in linea con Vannacci e ci vorrebbe veramente una presa di coscienza di tutti, non solo della sinistra o della quasi sinistra, tutti quanti, fare un'analisi della loro vita, di vedere che cosa hanno potuto usufruire con una democrazia, con la Costituzione e prendere provvedimenti quantomeno quando si va a votare. Ecco. Grazie. Buongiorno. Grazie signora Silvia, buona giornata. Prego. Sì, grazie per la domanda, è un argomento che io non sono tanto esperta, devo essere sincera, però appunto abbiamo sentito questo DDL che è in processo di approvazione ed è veramente una cosa che anche a me mi ha sorpreso e spero che si riesca ad arginarlo o almeno a fare le dovute modifiche, emendamenti. Sì.
correttivi, perché adesso com'è in effetti è abbastanza anacronistico, insomma, che ci troviamo nel 2026 a difendere la caccia e a tornare indietro di anni e anni di battaglie animaliste, ma non solo, insomma, perché la caccia così bisogna inquadrarla in un ambito specifico che certamente va un po' contro gli ideali, diciamo, di rispetto verso gli animali e verso l'ambiente che dobbiamo avere al giorno d'oggi, insomma. Quindi speriamo. Non capisco se c'è un'altra telefonata o se è rimasto, no, era rimasto quello di prima. Allora, introduciamo un argomento che poi magari sviscereremo un po' meglio dopo la pubblicità delle 9:15, ma intanto lo introduciamo perché è troppo presto per mandarla. Allora, prima si parlava un po' anche di sicurezza, eccetera, no? C'è, anche qui uso un termine che è quello di prima, che a me non piace, ma purtroppo è efficace, che la narrazione di determinate problematiche vuole il centro-sinistra in ritardo su questioni che riguardano, in ritardo magari non è nemmeno la cosa più giusta, ma insomma poi possiamo eventualmente anche metterci d'accordo. Cioè, la maggior parte delle persone non identifica nel centro-sinistra chi si occupa di sicurezza. Partiamo da qua e poi dopo la pubblicità o parto? No, possiamo intanto incominciare perché abbiamo una certa libertà nel posizionare la pubblicità. Beh, intanto la sicurezza è un bene comune e certamente è un tema che deve essere una priorità per il centro-sinistra, ed è normale che sia una priorità perché in realtà chi ha bisogno di più di sicurezza sono soprattutto le persone più fragili, chi soffre di più di una situazione di insicurezza. Quindi automaticamente, visto che il centro-sinistra è sempre dalla parte dei più fragili per diminuire le disuguaglianze che ci sono nella società, è ovvio che la sicurezza deve essere una priorità. Quello che forse si percepisce così comunicativamente è una differenza tra la comunicazione del centrodestra e del centrosinistra, perché il centrodestra ha vinto le sue campagne elettorali con la bandiera della sicurezza, con la propaganda sulla sicurezza, con degli slogan, no? che tutti si aspettavano che nel momento che loro governano effettivamente la sicurezza fosse gestita, no? Mm-hmm. E invece non è stato così, no? Vediamo come appunto la situazione è peggiorata non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, e questo è dovuto principalmente a una non gestione della sicurezza. Quindi quando sono arrivati ad amministrare le città, le regioni, insomma il paese, hanno continuato a fare propaganda invece di impiegare veramente, di fare un piano integrato e strutturato per la sicurezza. E questo mi piacerebbe approfondire di più, tutte le varie, i vari temi che ci sono connessi a questo, perché ovviamente la sicurezza si basa su due grandi pilastri: la prevenzione e la repressione o contrasto alla criminalità, che a me piace chiamarlo. E su questo, se parliamo appunto di contrasto alla criminalità, la prima cosa che ci viene in mente è la presenza della polizia sul territorio. Sì. Allora, blocchiamoci così okay. E poi entriamo nel tema partiamo da questo. Pubblicità. Sì. Allora, riprendiamo il discorso sulla sicurezza iniziato con Manuela Mandler, coordinatrice dei forum del Partito Democratico, partendo dal concetto di polizia sul territorio. Sì, polizia sul territorio. Allora, tutti i sindacati ci dicono che c'è un deficit di organico, no? Che addirittura arriva al 30%. E quindi in realtà noi siamo scoperti sia in questura ma anche sul territorio.
E dove vengono mandati la maggior parte di questi poliziotti? Vengono mandati alle frontiere, perché l'Italia continua a voler destinare una parte di polizia per dei controlli fissi sui valici che non esistono più perché con Schengen, eccetera. Si è visto dalle indagini che sono state fatte anche dal Piccolo in questi giorni, questa è passata settimana, che i dati in realtà ci dicono che non ci sono stati in realtà risultati da questa polizia che è messa lì stabilmente, e ci sono costi enormi. Si parla di in quasi 3 anni di 20 milioni tra personale e attrezzature, e quando i passer che sono stati fermati sono stati arrestati, no? Sono 280 in quasi 3 anni, numero in linea con i dati che c'erano prima. Quindi in realtà anche qui si tratta di una spesa di personale e di soldi che non ha risultati, ma è semplicemente propaganda, semplicemente per mostrare la forza della polizia che sta lì sui valici. E questo è molto grave, perché invece quella polizia che sta lì dovrebbe essere impiegata sul territorio, invece di delegare delle guardie giurate che per fare il loro lavoro fanno un corso di 45 o 90 ore se va bene, e non possono fare nulla perché non possono né arrestare né perquisire né chiedere documenti, sono lì semplicemente messe sul territorio, e spendiamo ancora di più con loro, perché comunque è un servizio privato, invece di rinforzare la polizia di Stato. Quindi è veramente assurdo, insomma. Cosa il Comune può fare per questo? Certamente stimolare ovviamente che la Regione e lo Stato faccia degli interventi per rinforzare la polizia sul territorio, ma il Comune può magari rafforzare la parte amministrativa, no? Ci sono vari agenti che appunto che sono destinati alla questura a fare passaporti, permessi, eccetera, quando magari una parte di questo lavoro amministrativo potrebbe essere fatto da persone amministrative, no? Quindi il Comune potrebbe affiancare, aiutando un po', liberando agenti che possono poi andare sul territorio. Quindi ci sono tante cose che possono venire fatte, anche a livello di, noi pensiamo che per gestire, per controllare i rioni, un territorio, serva la figura del poliziotto di quartiere, che è una figura che c'era in passato ma poi è stata eliminata. Perché? Perché è una persona che conosce, che ha contatti stretti, quotidiani con i vari presidi del territorio, no? Quindi si crea in automatico una rete di solidarietà con le parrocchie, i distretti, gli stessi negozi, insomma, no? Quindi i presidi, ecco, e riesce effettivamente a dare risposte e anche a prevedere situazioni di reato e di confusione che possono esserci, no? Quindi rinforzo delle forze dell'ordine e poliziotto di quartiere. E poi c'è tutto il capitolo gigante della prevenzione, che assolutamente dalla destra sembra che non esista. E infatti dal punto di vista delle politiche sociali a livello nazionale ma anche a livello locale c'è stata una riduzione dei fondi, e sappiamo come l'educativa di strade, le stesse microaree, che sono delle soluzioni fondamentali per prevenire, no, situazioni di disagio sul territorio, sono stati anche lì tagliati negli anni dal governo, dall'amministrazione di centrodestra. E si parla appunto di rafforzamento delle politiche sociali, di rafforzamento delle politiche che contrastino il disagio giovanile, che è un elemento che sta avvenendo con forza in questi anni, no? Però non si tratta appunto solo di controllare con le telecamere e mettere delle guardie giurate che controllino, ma bisogna appunto prevedere
e vedere da dove viene questo disagio giovanile e vedere come appunto contrastarlo da subito con l'educativa di strada, con percorsi di giustizia riparatoria, e creando centri di aggregazione gratuiti, perché se in effetti i ragazzi stanno in strada e non hanno cosa fare, no? Spesso possono essere coinvolti da queste idee di piccola criminalità, eccetera. E se ci sono più spazi sportivi di aggregazione, eccetera, in cui i ragazzi possono appunto sviluppare delle attività ricreative, più o meno ricreative, no, certamente hanno altro per la testa che non il stare. E certamente poi il commercio, no, le attività commerciali sul territorio, abbiamo visto che negli ultimi 12 anni più di 500 negozi sono stati chiusi, certamente questo è un presidio territoriale importante, quindi anche questo è tutte le politiche di rigenerazione urbana e di diminuzione del degrado delle varie regioni della città sono centrali per riuscire in qualche modo a prevenire situazioni che poi aumentano l'insicurezza nella nostra città. Allora, qui c'è un discorso che credo sia una riflessione indiretta, ma comunque, gli stati che aderiscono a Schengen non vogliono gli immigrati stranieri, o sbaglio? In Slovenia non si fermano perché vengono dissuasi dal fermarsi lì. Sfido chiunque a trovare qualcuno che dorma sul marciapiede o su una panchina a Nova Gorica. Finché non si cambia l'iter burocratico per un semplice transito di uno straniero immigrato o simili, con o senza documenti, saremo in questo stallo. Beh, diciamo che vediamo che gli immigrati arrivano comunque, arrivano se si cambia politica della Slovenia, della Croazia, nostra, insomma vediamo che i flussi ci sono comunque. E ovviamente sono tutti migrati irregolari, perché c'è la maggior parte, no? Perché come fai appunto a migrare regolarmente da un paese dove c'è quei problemi che ci sono, che adesso non approfondiamo. Quindi arrivano qua irregolarmente e devono appunto fare le procedure per richiedere asilo. Abbiamo visto che degli ultimi dati solo il 27% di chi arriva vuole effettivamente rimanere qua, cioè la maggior parte vuole continuare, no, il proprio viaggio per altre destinazioni e quindi anche se riuscissimo a velocizzare le pratiche di fotosegnalamento, di richiesta di asilo eccetera, probabilmente riusciremmo anche a far spostare più velocemente queste persone che sono di passaggio. In realtà si vede che i numeri sono sempre un po' quelli, no? Anche le persone che stazionano poi in Piazza Libertà sono sempre attorno alla 100-200 persone, quindi non si parla di numeri stratosferici. Quindi perché lasciare queste 100-200 persone a dormire per terra, nel fango, in situazioni disumane che oltre alla sicurezza per loro comportano una situazione di sicurezza per i cittadini, per la città, no? Perché certamente con delle persone lasciate all'addiaccio all'inverno sotto con i topi a vivere per terra, è chiaro che uno magari diventa anche un po' più violento, anche se più. Quindi io credo che anche la questione dell'immigrazione deve essere affrontata e gestita in maniera seria, regolata. L'immigrazione deve essere regolata e con obiettività. Non dobbiamo sempre usare tutti gli argomenti per fare campagna elettorale. Bisogna essere onesti sulle dinamiche che ci sono e io vedo che i cittadini stanno capendo questo, anche proprio dal sondaggio che abbiamo fatto recentemente. Si vede che in realtà i cittadini stanno vedendo che la gestione che c'è, l'amministrazione è inefficace, no? Dal sondaggio 68% dei cittadini riconoscono che l'amministrazione attuale è
per niente o poco efficace. E per vari motivi, no? Certamente tra i primi motivi c'è il tema dell'ovovia che il nostro sindaco ha voluto mantenere, sta continuando a voler perseguire, perché stiamo continuando a spendere soldi per questo tema, no? Abbiamo speso quasi 2 milioni fino adesso, e adesso con il procedimento al Consiglio di Stato si continua a spendere soldi pubblici per avvocati, eccetera. Ed è un tema che sia dai sondaggi, ma è evidente che la maggior parte della popolazione è contraria, oltre a essere appunto un tema che ha bloccato dei fondi pubblici, no? Ci sono 30 milioni adesso che sono del bilancio comunale che sono ancora bloccati per l'ovovia, e quindi questo impedisce che questi soldi vengano impiegati anche in altre cose. Già che ha citato la capinovia, sì. E l'ha citata lei, no? Sì. È probabile che nella prossima tornata elettorale non sia più, diciamo così, centrale. Come la vede da questo punto di vista? Dice nelle amministrative? Nelle amministrative, sì. Beh, io penso che i cittadini hanno memoria e quindi non penso che in pochi mesi si dimentichino. No. Quindi sì, non credo che sia un tema centrale, perché certamente la Giunta ormai avranno tutti abbandonato il progetto, perché ormai tutti sanno che il progetto non si farà. Anche nella stessa maggioranza, sì, no? Sì, però ovviamente forse ammettere la sconfitta hanno pensato che sia peggio che non lanciare l'argomento in là. Quindi sì, non si parlerà dell'ovovia, nel senso che non ci saranno i pro e i contro l'ovovia, ma l'ovovia è un tema che ha segnato questi anni di amministrazione, e quindi bisogna che chi l'ha portata avanti, chi ha speso tempo, soldi, perché quante sessioni di consiglio comunale siamo stati fermi solo per questo argomento invece di parlare dei problemi dei cittadini, no? Quindi chi ha fatto queste scelte, chi ha imposto questo tema e questo progetto alla cittadinanza deve anche prendersi le sue responsabilità, quindi credo che il tema, come è uscito nel sondaggio, peserà e assai ai risultati delle prossime elezioni. In ogni caso. Sì, ho capito sì, quello che intendi. Sì, non ci saranno due schieramenti che discutono, sì, io sono a favore, io sono contro, però i cittadini diranno, io credo che diranno, io do fiducia a chi era contrario all'ovovia come me. Ecco. Stiamo alla prossima telefonata, poi ci avvicineremo alla pubblicità delle 9:30, che però possiamo, come si dice in Francia, gavemo un lasco, e quindi possiamo metterla anche un pochettino più tardi. Buongiorno. Buongiorno. Volevo tornare sull'argomento del disagio giovanile che avete affrontato poco fa. Spero che mi si senta. Sì. Grazie. Secondo me non è solo una questione da affrontare dal punto di vista dell'appoggio con iniziative sociali, certo questo sicuramente aiuta, però io faccio un ragionamento un po' più terra, quindi penso che non lo avrete già sentito fare, perché insomma i miei anni, i tempi in cui avevo l'età di coloro che adesso vanno in giro magari più o meno in gruppi o bande, sono passati da un pezzo. Quando io avevo quell'età praticamente non avrei mai potuto essere, che ne so, un venerdì sera o un sabato sera a mezzanotte, all'1, in giro a 16-17 anni, ecco, quindi era qualcosa che proprio non esisteva. Quindi questi invece ragazzi, spesso e volentieri, se sono in giro per l'ora, forse vorrà dire che non hanno a casa qualcuno che imponga loro delle regole che noi avevamo e non ci faceva assolutamente male rispettare, e quindi se non c'è qualcuno sul quale si possa costruire anche un rispetto delle regole, è difficile poi che possa farlo un servizio sociale al posto di una famiglia.
Ecco, cioè, secondo me forse se a pagare nel caso ci fossero danni o situazioni, insomma, quelle che leggiamo anche sui giornali o sentiamo su Tele4 nei telegiornali, ecco, se fosse insolito a pagare anche la famiglia, forse in questo caso ci sarebbe una maggiore attenzione verso quello che fanno i figli la sera tardi in giro. Io spesso torno a casa con gli autobus serali e francamente vedo ragazzini che all'epoca, quando avevo la loro età, non avrei mai potuto essere in giro a quelle ore a tornare a casa da solo. Okay. Ecco, scusate, ma grazie anche per i toni dell'intervento, perché insomma così si fa. Grazie, adesso andiamo in pubblicità, perché sennò poi dopo un conto è aver l'asco, un conto è lascar troppo. E ci rispondiamo dopo la pubblicità. Sì, anch'io. Quindi dopo. Allora, eravamo in... sui disagio giovanile e responsabilità della famiglia. Beh, intanto per legge i genitori hanno la responsabilità civile sugli illeciti. Interrompo solo per questo, perché se interpreto bene anche quello che ha detto il signore, no? Molti dicono, ci sono questi casi in cui, non so, i giovani, diciamo, prendono a legnate un insegnante. Allora, a loro non succederà niente probabilmente. E dice, rifacciamoci sui genitori, che forse lì ma i genitori sono responsabili civilmente io manderei in galera, per dire la verità. L'ho detta proprio perché... Beh, insomma, non so, le leggi ci sono e danno la responsabilità ai genitori. Ovviamente il minore non è perseguibile penalmente, sappiamo, e ci sono i percorsi sociali per introdurlo, eccetera. E comunque sono d'accordo col telespettatore nel dire che ovviamente la famiglia è la prima responsabile di questo disagio giovanile, però certe volte appunto non sono delle persone che nel momento in cui le puniamo o con la paura di essere punite riuscirebbero ad avere un controllo maggiore per i loro figli, no? Alle volte io stessa mi trovo, a volte perché io ho 3 figli e certe volte mi sento nell'impossibilità di controllarli o di dargli il supporto che vorrei, quindi immagino che in situazioni più difficili, più di disagio, con magari lavori con più ore eccetera, sia veramente complicato, no? Il fatto soprattutto perché ci sono livelli di educazione diversi. E questa uscita di Federica sul divieto di smartphone ai minori di 14 anni? Beh, questa è una grande questione che io credo che sia ancora sottostimata, perché veramente è una questione importante che bisognerebbe prendere delle decisioni e una regolamentazione forte. Io non sono d'accordo in queste decisioni spot, diciamo, è proibito l'uso ma credo che sia da fare un piano organico di misure per, da una parte, responsabilizzare l'utilizzo sia verso le famiglie, nelle scuole, insomma bisogna veramente cercare di mettere delle regole, no? Se certamente può essere un bene il fatto di posticipare l'inizio dell'utilizzo del telefono, sì, però forse il mondo dei social è una questione che crea più problematiche, no? Quindi se riuscissimo effettivamente ad avere un uso consapevole, no? Che le famiglie riescano ad avere dei sistemi per riuscire a controllare e a regolamentarne l'utilizzo, no? Il problema è questo, che spesso non si riesce a controllare e regolamentare, no? E quindi i ragazzi stanno ore e ore davanti ai cellulari, nell'universo social, e sappiamo
vediamo come questo faccia male, che insomma, poi c'è effetti anche, negativi mi perdoni se la interrompo, c'è un discorso molto, molto particolare su questo, perché per esempio io che ero un bambino molto controllato per tutta una serie di ragioni, insomma, che non sto a dire, però mi rendo conto, e mi rendo conto soprattutto di quanto siano passati i tempi, ma per esempio i nostri genitori ci responsabilizzavano, mettiamola così, era più facile quella volta responsabilizzare prima i ragazzini, nel senso che io andavo a scuola da solo in quarta elementare, ho avuto le chiavi di casa a 10 anni, eccetera, mi ricordo perché avevo un portachiavi con la Coca-Cola, che voglio dire, però era, ahimè, 50 e passa anni fa, quindi era più possibile. Adesso magari li si porta a scuola con la macchina perché magari la scuola è nel tragitto che i genitori hanno per andare a lavoro, eccetera. Non so a che età si diano in mano le chiavi di casa, eccetera, e che sono passati i tempi, mi rendo conto anche questo. Sì, i tempi sono cambiati e insomma ci sono varie dinamiche, no? Dell'autorevolezza anche dei genitori rispetto ai figli, è cambiato il rapporto, no? Di autorevolezza, è cambiato anche la relazione con le autorità in genere, no? Perché infatti adesso ci sono i genitori che mettono in discussione l'autorità degli insegnanti, eccetera, quindi sì, siamo in un momento un po' di ridefinizione del tutto. E per questo credo che sia importante sia per le stesse famiglie che lo Stato, prima di tutto in collaborazione con le scuole e con chi si occupa dell'educazione dei nostri giovani, ripensi a tutto questo mondo digitale, a tutto quello che sta succedendo, no? Perché siamo in trasformazione. Non si può bloccare niente, sono ovviamente tutte novità che hanno tanti lati positivi, no? Per il sviluppo, per il progresso del mondo, spero. Spero che i lati positivi siano maggiori che quelli negativi, però appunto ci sono tanti cambiamenti che devono essere gestiti. C'è una telefonata, chiedo scusa, me ne sono accorto solo adesso, ma era interessante anche interloquire da parte mia con l'ospite. Buongiorno. Buongiorno Bogazzi, buongiorno Franco, salve. Allora, faccio una battuta anche perché li conosco molto bene quel che dirò, no? Allora, Vanacci le potremmo paragonare a fascisti su Marte numero 2, no? Però sia questo, mi volevo dire alla signora che Vanacci è un problema non solo della destra, ma anche della sinistra. Guarda che Vanacci farà il pieno dei voti su quel che non va a votare. E dunque, con questa rabbia che c'è, con questa delusione che c'è in giro per il mondo, in giro per la gente, guarda che noi avremo un grosso problema, vedi Trump, ma faccio un esempio proprio colossale, va bene? Quello che succede in Italia sarà uguale. E il signor Vanacci, che sta attento anche alla sinistra, perché è molto pericoloso, è molto molto pericoloso in questo momento. Dunque non è un problema solo della destra, è un problema per il molto più profondo di una rabbia che è veramente visibile e sicuramente ci farà tanti voti di quelli che non vanno alle urne. Questo è il mio pensiero. Buona giornata. Grazie Franco. Non ho capito a chi aveva paragonato. No, non è che io pensavo di aver capito, ma dopo... doveva essere qualche supereroe o qualche... prego. Sì, no, sono d'accordo, ovviamente quello che anche avevo detto prima, che certamente non è certamente un pericolo solo per la destra. È un problema per tutti noi, no? Vedere come l'intolleranza, l'odio, eccetera, siano tanto evidenti e forti al giorno d'oggi. Adesso quanta percentuale appunto di quelli che non votano, che voteranno Vanacci, non lo so. Abbiamo visto anche con lo stesso referendum, no? Come tanti sono andati a votare di quelli che non votavano. Però cosa hanno votato? No? L'incontrario un po' di questo che dice il telespettatore. In realtà sono andati a votare per una presa proprio di responsabilità di dire no, io ci tengo alla Costituzione e credo che sia importante appunto mantenere certi diritti, certe
certe dinamiche che volevano essere cambiate. E non credo che questi che non votavano e che sono andati a votare per il referendum voteranno per Vannacci, ecco, quindi credo che nell'universo del non voto ci siano varie sfaccettature, probabilmente alcuni verranno intercettati da Vannacci e spero che il centro-sinistra riuscirà invece a intercettare quelli che hanno votato al referendum per il no. Allora, qui io me la tenevo verso una domanda per ultima, però insomma la telespettatrice in questo caso, no, un telespettatore, dice: volevo chiedere alla vostra ospite come il PD vede la partecipazione alle elezioni comunali, ma io direi insomma anche nazionali a questo punto, di Azione e Italia Viva. Non crede che siano incompatibili con Alleanza Verdi Sinistra, 5 Stelle e Rifondazione, e in qualche caso anche con il PD? E qui va bon. Seconda domanda: avete già in mente un candidato sindaco togliendo già Luzzerusso? Quindi proprio la domanda delle, come si diceva una volta, delle 100 pistole per certi. Vabbè, allora partiamo da quella prima. Più generale, insomma. Sì, penso che tutti si stupiscano un poco sul fatto che Azione soprattutto non si capisce bene dove stia, no? Questa cosa di dire certamente noi non siamo né di destra né di sinistra, secondo me è una cosa che non ha tanto senso. Ed è strano perché magari ai vari livelli è diverso, no? In certe città si alleano col centro-sinistra, in certe città con centro-destra, eccetera. Ci sono tanti esponenti di Azione che prima erano del Partito Democratico, che vengono dal Partito Democratico. Calenda era ministro di Renzi. Ecco, insomma, Calenda, io ho fatto campagna per Calenda, lo stesso coordinatore regionale Paolo Coppola era del PD, insomma, quindi così con le persone che noi abbiamo rapporto io percepisco un avvicinamento di valori, di posizioni più del centro-sinistra. Ovviamente capiamo che il loro posizionamento è confrontarsi sui programmi. Ben venga questo, insomma, proprio con la coalizione in questi mesi stiamo lavorando a questo, ci incontriamo più o meno ogni settimana e stiamo lavorando per approfondire i vari temi e per sviluppare un programma per la nostra città che sia serio e ambizioso. E quindi ci sarà il momento, insomma, siamo pronti a confrontarci sui programmi per vedere se appunto riusciremo ad avere anche Azione all'interno del nostro. Italia Viva è con noi. Sì, è giusto, sì. Ho visto quella è... foto dove non c'è Renzi, per questo. Sì. No, Italia Viva è con noi, anzi è attiva e siamo allineati su tanti temi, quindi insomma è una collaborazione molto proficua. E credo che certamente questo sogno del centro per ora non ha avuto successo, e nelle dinamiche sia elettorali ma anche comunicative che ci sono ormai la polarizzazione è sempre più evidente, no? Io credo che sia sempre più complicato in realtà avere una soluzione di centro. A meno che non si ribalti di nuovo tutto e che la comunicazione cambi di nuovo, ma al momento si tratta cioè la comunicazione valorizza i poli, no? Quindi è molto complicato per chi vuole stare da solo al centro. Andiamo adesso ai candidati. Ai candidati. Beh, certamente. Intanto chiedo che mi inserisco io. Sì. Io non ho mai, anche parlando con Mariucci prima, è troppo presto per ragionare, è già tardi. Mi viene in mente quella canzone di Gino Paoli, è presto ma è tardi se tu non ci sei, perché diciamo così, i tempi della politica non corrispondono ai tempi, come dire, comuni, insomma, no? Quindi non si capisce nemmeno questo. Ma penso che i tempi, diciamo, siano relativi anche a quanto il candidato è già conosciuto o meno, questo è importante. E noi al momento stiamo lavorando sui temi, su creare una squadra, perché anche crediamo che certamente il nome, il candidato è fondamentale, soprattutto per le elezioni amministrative,
Però è importante il progetto di città che si vuole appunto offrire ai cittadini e la squadra che ci sta dietro, perché è inutile avere un primo cittadino competente, eccetera, e avere poi appunto una giunta degli assessori che non riescono appunto a portare avanti un progetto e realizzarlo anche. No? Però non mi conviene presentarla avere... prima, perché non conviene presentarla prima, no, sono però i precedenti dalla che squadra, la squadra non solo della giunta, ma la squadra, sto parlando di questa coalizione che sta lavorando, no? Ecco, quindi non abbiamo ancora parlato del candidato sindaco e crediamo che sarà un nome ovviamente che troveremo all'interno della coalizione e che probabilmente sarà il nome che riuscirà ad attrarre un maggiore consenso. Dobbiamo per forza credo che... scegliere chi avrà più possibilità di successo alle elezioni. Ma potrebbe essere che perlomeno in questo momento preciso presso i probabili elettori abbia più fascino l'idea di andare a cercare qualcuno che non, come dire, magari poco noto da tirar su? Ma guarda, io non... Mi stiamo venendo conto con una domanda che forse non ha un grande senso, insomma. Perché il fascino è una cosa, secondo me bisogna, deve essere serio, no? Il fatto di scegliere il proprio candidato e chi realmente ha più credibilità. E credo che la città abbia bisogno di fiducia, di avere fiducia sul proprio sindaco, quindi abbiamo già avuto, diciamo, un showman in un certo senso che ha anche fatto le sue cose, eccetera. Non dico che non voglio solo criticare assolutamente, però credo che sia il momento della serietà e di fare le cose, insomma, di offrire un progetto di città che per risolvere le questioni dei cittadini, insomma, no? Non semplicemente dare le pacche sulle spalle. Ok, sentiamo allora la telefonata che è già in linea. Buongiorno. Non sento. Per risolvere. No, c'è un problema del ritorno qui, figuriamoci. Chi è in linea, abbassi il televisore perché abbiamo il problema del ritorno e sembra di essere tornati ai tempi della TV a valvole. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sente? Sono io? Sì, prego. Sì, buongiorno, grazie, mi scusi. Allora, volevo dire alla signora che stiano attenti che non svalutano tanto il problema di Vanacci, perché Vanacci sicuramente sarà quello che è, però è una persona coltissima, sa 4 lingue, cioè è una persona coltissima, sa quello che fa, perché è un militare, sa quello che fa, e poi guardi che mira sulla propaganda, mira sulla pancia della gente, e state attenti. Ieri per esempio è venuta una sua collega, non ricordo come si chiama, una dottoressa, ha parlato solo di migranti dall'inizio alla fine. Adesso lei mi pare con tanta roba che è anche sicurezza eccetera eccetera, tutto sul fuoco, no? Che si dice, no? Lei pare il momento di parlare di migranti, che sono 10 anni che vi parlate, insomma parla qualcos'altro, cerca di convincere la gente. No, lei a scuola ha parlato alla fine e principio. Adesso no. Se voi avete dei gruppi che studiano il fatto della propaganda, ma che ci sveglino un poco, non possono mandare gente così. Okay. Cioè è una cosa, a me faceva fastidio francamente, faceva veramente fastidio. Ecco. Okay. La ringrazio, arrivederla. Io non so che trasmissioni abbia visto la signora, ma ieri con Giulia Massolino abbiamo parlato anche di migranti, ma abbiamo parlato anche di traffico, abbiamo parlato anche di ambiente, abbiamo parlato anche di alberi addirittura, quindi ieri non si è parlato solo di migranti, quindi io devo fare, non è bello correggere gli spettatori eccetera, però per onestà si è parlato di parecchi argomenti, insomma. Però sempre questa idea appunto che Vannacci scompagina un po' determinati, il che potrebbe anche non essere un male da un certo punto di vista. Sì, diciamo che le bandiere che porta Vannacci sono un po' le bandiere che Salvini o insomma il centrodestra stava
portando avanti da un po' di anni. E si è visto che però diciamo forse gli elettori, quelli più radicali, no? Più estremisti, si sono visti disillusi un po', no? Perché in realtà tutta questa propaganda non ha avuto delle risposte concrete poi in quello che è stato fatto. Prima fra tutti la questione dei migranti, perché nel momento in cui governano hanno visto che in realtà il blocco navale, i blocchi sui confini sono tutte cose che non si possono fare, no? E quindi probabilmente sono questi che adesso con nuova enfasi credono in questa nuova campagna, nuova comunicazione di Vannacci. Certo, bisogna preoccuparsi, però non credo che sia giusto rispondere sullo stesso tono, sì. Cioè è un tipo di comunicazione diversa che noi assolutamente non vogliamo fare, non vogliamo appunto fare propaganda e basarci su questa comunicazione facile di spot, no? Ma stiamo cercando di portare avanti un discorso diverso, ragionato, di gestione dei problemi, no? Realisticamente, capendo, problemi complessi devono avere anche risposte complesse, quindi la semplificazione fa male alla gestione, no? E sappiamo che questa è una sfida, perché certamente servono persone più preparate e che abbiano anche più pazienza di ascoltare, no? E di informarsi. Ma credo che valga la pena, cioè bisogna cercare di alzare l'asticella e di non abbassarla. E credo che appunto chi vive di propaganda poi morirà di propaganda, quindi non durerà tanto, spero, il fenomeno. Abbiamo la prossima telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, volevo dire due cose. Allora, volevo chiedere, sempre riguardo ai migranti, che comunque ormai è l'ordine del giorno, no? Io dico, la signora ha detto che non si può fare il blocco navale, giusto? Prego. Io volevo dire che nel 97 il governo Prodi, con Napolitano, il ministro dell'interno, ha fatto il blocco navale e sono morti 81 albanesi. Questo non se lo ricorda più nessuno. Il blocco navale l'ha fatto il governo di sinistra, da Prodi, nel 97. Basta andare su Google e lo trovate tutti. Un'altra cosa, allora si parla dei diritti dei migranti, non so se voi avete figli, ma io per mio figlio quando era minorenne non avevo 100 euro più al giorno solo per mio figlio, non avevo solo, voi forse sì, io no, però si spende più di 100 euro, e dopo dipende da chi vada, se va nella cooperativa, se no, non lo so chi va, comunque dipende, sono 100 euro che si spendono e più al giorno per ogni minore non accompagnato. Perché mio figlio non aveva questa possibilità? Io dico sì, può essere l'integrazione, l'accoglienza, ci sta, per l'amor di Dio, ma perché queste cifre spropositate? L'ultima domanda, dopo chiudo. Perché quelli che spacciano, che stuprano, che delinquono, non possono essere cacciati nei centri in Albania? Perché no? Questo lo so, perché no? Dove sono i loro diritti? Quando hanno stuprato una bambina, che diritti hanno ancora? Questo non riesco a capire. Si va tutto a polemica, non si può, vengono rilasciati, cioè, uno che viene accolto, io ho lavorato con persone di tantissime nazionalità, ho 70 anni, quindi ho conosciuto persone brave che hanno lavorato e sono integrate, e quelle sono tanto di cappello. Queste persone che delinquono devono essere cacciate immediatamente, non possono andare in Albania, devono andare in Albania, in Siberia devono andare, o stai qui lavori e ti integri, se no sei delinquo vieni cacciato. E ripeto, però per mio figlio nessuno mi ha dato 100 euro al giorno, solo per mio figlio, quello che si spende per un minore non accompagnato. Grazie, buona giornata. Ok, prego. Ok, il blocco navale del 97, insomma, ho guardato un attimo perché anch'io sinceramente non mi ricordavo, era per un fatto particolare, insomma è stata una cosa specifica, stiamo parlando del blocco navale generale per sempre, in modo da fermare qualsiasi flusso, cosa che era stato promesso eccetera da Salvini. Sono d'accordo con il telespettatore nel senso che chi delinque ovviamente deve avere delle, insomma, in qualche modo essere rispedito oppure insomma prendere
può essere straniero o italiano, ma è chiaro che chi delinque non può continuare a poter agire in libertà, eccetera. I regolamenti al momento, diciamo, ci sono delle prassi per poter rispedire il migrante, anche perché dipende in che momento è, no? della sua traiettoria di inserimento in Italia. Ma sono d'accordo che bisogna fare una distinzione, insomma, e cercare sempre di più di potenziare i mezzi che abbiamo per integrare le persone che vengono a vivere qua da noi, in modo che sempre di meno ci siano i delinquenti, no? Però appunto non generalizziamo, perché ci sono, come ci sono i delinquenti stranieri, ci sono i delinquenti italiani, e le misure devono essere uguali per entrambi, insomma. Allora, mi sembra, tornando a questioni che riguardano le prossime elezioni, tra l'altro dalle parti vostre che percezione si ha? Si andrà probabilmente a un iper election day, perché pare che si voterà anche per le politiche nella prossima primavera, quindi adesso siamo qui in balia un po' di capire cosa sceglieranno, cosa sarà più conveniente per loro, e quindi ho capito. No. Se sarà più conveniente votare assieme o separatamente, insomma, quindi poi, perché anche noi stiamo seguendo con una certa attenzione, per dire la verità, queste credo manovre. Che ancora non hanno trovato una quadra, e quindi attendiamo. Sembra che poi non si voti anche per le regionali, ma questo è veramente infatti, è un altro discorso. Però, sarà un anno intenso il 2027. Mi sembra di capire però che quando discutete a livello di forum, proprio di quel sondaggio in questi giorni, oggi no? Oggi abbiamo un'assemblea, okay. Un'assemblea aperta, perché da quando c'è la segretaria Maria Luisa Paglia tutte le nostre assemblee sono assemblee aperte, e anche chiunque voglia partecipare, ascoltare, benvenuto. Quella di oggi in particolare tratteremo appunto il sondaggio. Per confrontarci ci sarà Pessato della SVG che ci rappresenta un po' tutti i vari dati, anche quelli che non sono stati veicolati dai media, perché è un momento importante di confronto per prepararci, per prima di tutto anche motivare i nostri militanti, perché sono risultati che vedono il centro-sinistra avanti come stimolazioni, come inclinazione di voto, e danno appunto uno stimolo e un entusiasmo per riuscire effettivamente a vincere le elezioni il prossimo anno. E poi vorremmo appunto analizzare assieme tutti i vari temi, quali sono stati sottolineati come i più importanti, come appunto per riuscire poi a pensare assieme a dare risposte nel nostro programma. Sentiamo, c'è una telefonata che è arrivata adesso. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Prego. Sono Elena. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda i migranti, io ho quest'idea. I migranti che vengono qui, quelli che possono essere integrati nella nostra società perché si adeguano al nostro modo di vivere, quelli che non si vogliono adeguare e vadano nei loro paesi d'origine. E in più un'altra cosa, se queste persone scappano da paesi che chiaramente non vivono in situazioni, diciamo, economiche ottimali, no? Perché non combattono nel loro paese per migliorare la loro condizione di popolo? Questo è il mio pensiero. Buona giornata a tutti. La parte finale è diversa rispetto a
quello che di solito si sente, no? Cioè. Sì, beh, certamente credo che se potessero combattere nel proprio paese, avere una possibilità anche lì di ribaltare la situazione, penso che lo farebbero, insomma. Spesso vengono qui proprio perché la situazione lì è tragica e non c'è possibilità di miglioramento. Ricordiamo che comunque per un migrante venire fin qua non è una cosa semplice, oltre al fatto di spesso abbandonare la propria famiglia, dover investire dei soldi, spesso si fanno proprio delle collette all'interno della famiglia per riuscire a pagare il viaggio che a volte che chiamano di game, no? Nella rotta balcanica. Che a seconda di che game vuoi, se è più sicuro o meno sicuro, costa di meno o di più, però insomma è comunque un investimento economico notevole per delle famiglie che magari non hanno condizioni, no? Rischiando appunto spesso la propria vita, quindi per compiere questa scelta certamente probabilmente non hanno altre possibilità lì dove stanno. Certamente i migranti che vivono qui devono voler integrarsi, questo credo che sia basilare, però per che questo accada deve esserci un impegno nostro prima di tutto per fornire questa possibilità, no? Quindi devono esserci dei corsi di italiano, insomma una preparazione, un link con lavoro, perché non è solo nell'interesse loro che è quello che non è un loro interesse il fatto che trovino un lavoro, no? Sappiamo come noi abbiamo un deficit di offerta di lavoro in tanti campi. Quindi è nostro interesse che vengano persone da altri paesi a riempire questi lavori che gli italiani, i triestini non li vogliono fare la maggior parte, no? Quindi è un interesse per noi che vengano delle persone a lavorare, che paghino i contributi per poi pagare anche le pensioni per tutti noi. Abbiamo quella che sarà l'ultima telefonata per oggi. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io sto dicendo questo, guardi che loro non si integreranno mai, perché lo dicono ma non lo fanno. C'è una cosa incredibile, cosa si vede per città. Per favore, fate qualcosa, mandateli a casa sua, là non c'è la guerra. Ma che cavolo fanno? Sono pagati, mantenuti. Basta adesso. Noi siamo italiani e vogliamo essere italiani, ma da quelli no, non si può. Guardi, veramente, dobbiamo fare il porto d'armi a questo punto. Mi dispiace di dire queste cose, ma non c'è nient'altro da fare. Ok. Beh, mi dispiace, insomma, abbiamo idee diverse, insomma, certamente io conosco tanti invece casi che si sono integrati benissimo e certamente ci sono alcuni che possono essere più difficili, però no, bisogna un attimo capire se stiamo offrendo tutte le possibilità di farlo. Ci avviciniamo verso la conclusione, abbiamo ancora 2 minuti abbondanti. Si parla un po' meno, e credo che però diventerà argomento di campagna elettorale, di Portovecchio, no? Si parla un po' meno, ma è il tema fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Insomma, purtroppo è stato affrontato in modo sbagliato dalla nostra amministrazione, perché non so se vi ricordate, all'inizio c'era l'idea dello spezzatino, no? C'era stato quel bando addirittura che ognuno poteva fare un'offerta, no? C'era addirittura il panettiere sotto casa mia che aveva fatto una proposta, insomma. Vabbè, insomma, comunque per dire che c'erano state un sacco di proposte, di piccole proposte, e in realtà sì, vediamo ora che con il fronte mare più bello d'Italia, più bello d'Europa, addirittura più bello del mondo che i nostri rappresentanti istituzionali dicono, abbiamo ricevuto una proposta, no? Quindi in realtà che ci sta stretta. Perché ci sta stretta?
perché non dà a Trieste uno sviluppo in termini di offrire lavoro, offrire cosa ci manca, no? Okay. In realtà vediamo che uno dei problemi di Trieste è il calo demografico e chi sta andando via sono principalmente i nostri giovani. E quindi per dare risposta a questo problema dovremmo avere in Portovecchio dei hub di aziende innovative che diano appunto un lavoro di qualità ai nostri giovani. Non si può vivere solo di turismo, certamente il turismo è importante, è una leva importante per la nostra regione, per la nostra città, ma puntare solo sul turismo non va bene, perché il turismo fra l'altro offre un lavoro di qualità inferiore rispetto alle aziende, all'industria, no? Sono lavori part-time, spesso appunto non remunerati come l'industria, e abbiamo visto che negli ultimi anni con il calo industriale che c'è stato molti lavoratori si sono trovati a dover appunto poi entrare nel terziario, nel turismo eccetera, e guadagnano di meno e quindi non hanno lo stesso potere d'acquisto che avevano quando erano degli occupati industriali. E quindi il Portovecchio è una grande opportunità, ma non è il progetto Costim che sta dando questa risposta, che invece è un progetto più di immobiliare in realtà, che insomma ci sono varie destinazioni d'uso, no? Ma in realtà questo project financing pubblico e privato lascia un po' a Costim la possibilità di vendere questi edifici un po' come li vuole, i magazzini, senza un controllo di un progetto d'insieme che appunto dia un'opportunità reale per la nostra cittadinanza, insomma. Allora, io ringrazio Manuela Mandler, coordinatrice dei forum del Partito Democratico, per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie. Ringrazio i telespettatori che hanno scritto e che hanno telefonato, ringrazio anche chi ha assistito al programma. Adesso vediamo se mi ricordo gli appuntamenti per oggi. Allora, e devo, perché uno lo conduco io, quindi allora il telegiornale delle 13:20 e prima c'è l'anteprima delle 13, poi Trieste in diretta alle 17:55, il telegiornale delle 19:30 e alle 21:10 l'appuntamento con Ring. Vi diremo gli ospiti nell'edizione delle 13:20 del telegiornale. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata e arrivederci. Arrivederci. Ok.